Eccoci qua. Eccoci qua, vedo dei pronostici. Come mai? Ma come mai? Come mai? Troppo forte lei. Allora, amici bellini, via, siamo pronti? Diceva Tommaso Bianco, via. Forse ce la facciamo, oggi forse dovrei avere un sistema col timer, dovrei riuscire a fare tutto. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi per quelli che sì, dovrebbe funzionare tutto. Saluto tutti prima di cominciare, ricordo a chi sia capitato qui per caso, devo aggiornare il banner, devo fare tutta una serie di cose che facciamo live. Vedi qua, vince il Chelsea, no, non va bene, dobbiamo aggiornare. No spoiler. Iscrivetevi al canale. Yes. Please. Napoli Pescara. Iscrivetevi al canale. 0-0. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? No spoiler, please, perché quando scrivo spoilers, please, è finito. C'è un macello, però sono tutte cose carine che vanno fatte. Ricordo a tutti che ovviamente da Valerio Fluido da New York non si possono mostrare immagini, perché non si possono mostrare immagini. Sono fortunato se riesco a vederle io e ve le racconto dal vivo. Dopodiché la telecronaca è interessante perché qualche spunto tattico esce sempre. E ringrazio tutti per il supporto e per passare sul canale. Siamo già 176, sono 176 lurcatori, non sono 176 amici bellini che ci conoscono già, è tutta gente che la sta cercando. Capiamoci, non si può postare, per chi è in Campania si può vedere su canale 8, altrimenti pare che la dia anche Sky in chiaro come l'altra partita. Però bisogna essere abbonati a Sky. Chi non ha questi sistemi, scrivetele nelle chat, tutto a posto, non ha importanza. Un abbraccio a Polly che vedo già in postazione, ringraziate e salutate i moderatori, in questo caso Polly che vedo già prontissima. Vedo Angela, vedo Matteo, vedo Giuseppe, vedo Natalia, vedo Mario, vedo Vincenzo, vedo Luigi, vedo Sciaino Sparky. Attacca il turno, vai amico mio, buon lavoro. Sono completamente pazzi, Davide, lo so, è proprio così. Giorgio Mele, Pep di Palma. Vedi, Vincenzo Battarre invece non è completamente pazzo, è uno di quelli che ha capito che bisogna iscriversi al canale, perché poi qua si farà l'approfondimento, domani uscirà la lavagnetta tattica, dobbiamo capire una serie di cose e alla fine della partita dobbiamo anche parlare un pochino di mercato, perché escono altre notizie, insomma, i famosi i rumori di mercato che vogliono un'offerta dell'Olympiacos per Manolas. Vado a giocare io in difesa, vi fidate di me? Io ero un terzinaccio, non bravissimo tecnicamente, non dotatissimo fisicamente, però qualche lancio lo riuscivo a fare e mi attaccavo agli attaccanti finché non andavano in ansia. Io mettevo ansia agli attaccanti. Grava, ecco, dovete capire che io giocavo come Grava, con i miei limiti, però con tanto attaccamento alle varie maglie delle varie squadre con cui ho giocato. Buonasera Luigi, buonasera Dario, buonasera Francesco, Biba Banze, Vincenzo, Diego, calma con le parole, Diego Leongito, non ti illumino il messaggio, ti leggo, noi abbiamo delle idee precise al riguardo, però con le parole dobbiamo sempre moderare, ma ve lo dico anche per voi, perché nome e cognome su YouTube siamo passibili sempre di querele, di denunce. Qui dobbiamo dire sempre le cose come stanno, senza offendere nessuno, senza scantonare con le parole, perché si rischia, ragazzi. Io vi ripeto, su Instagram Valerio Fluido, seguitemi, molto spesso le mie storie le ha visualizzate Zanoli, le ha visualizzate Manolas, l'ha visualizzata Politano. Ieri ho fatto una storia su Simi, if you don't wanna see me, nothing with somebody. Simi ha visualizzato la storia. Siamo in un mondo dove il tifoso, quando sfoga, il protagonista dello sfogo segue, vedono tutti. Quindi piano piano
piano piano esprimiamo le nostre preoccupazioni, perché ce ne sono tante, però senza mai scantonare. Fa caldissimo, lo so, anche qua Dalmazio, anche qua fa molto molto caldo, purtroppo questo è. Levitan, Artemius Blow, vengo a giocare anche io, ma tu sei arbitro e quindi ne capisci, va bene, tanto ne serve uno in più. Alberto, ne serve sicuramente uno in più. Uno non basterà, sto cercando di mettere anche un extra ventilatorino, perché lo so che suderò sicuramente. Grazie mille per il supporto, Alberto. Quella notizia che mi hai fatto leggere adesso la diciamo. Avete seguito che durante le Olimpiadi, insomma, la Gran Bretagna hanno avanzato delle illazioni, ma controllo antidoping, perché non ci possono credere che siamo stati più veloci di loro sia nella 100 metri sia nella 400 a staffetta, non ci potevano credere. Uno degli inglesi adesso è stato trovato con probabilmente anabolizzanti nel sangue, e la medaglia d'argento è a rischio. Instant karma, prima di accusare gli altri statevi attenti, perché succede pure cose del genere. Buonasera Francesco Caputo, buonasera Fabio Versatile, Fabian al posto di Zelo, vediamo, sì, Zelischi non stava benissimo negli ultimi allenamenti. Benvenuto o benvenuta Dario Nuni, benvenutissimo, ci spiegherai se sei maschietto o femminuccia. Benvenuto, iscrivetevi al canale tutti, che ci divertiamo veramente tanto. Obiettivo 10.000 iscritti per l'inizio della stagione, è difficile, siamo agli sgoccioli, manca meno di una settimanella, insomma siamo proprio là. E quindi noi ci proviamo, se ci riusciamo è bene, se no sarà durante tutta la stagione, insomma vediamo di darci soddisfazioni tra di loro. Che significa tra di loro? No, perché stavo leggendo altri messaggi, avevo visto il fatto di Simi, dove stava la storia su Simi, ecco questo. Perché sì, ci pensavo il giorno prima, in realtà stavo ascoltando il disco di Dua Lipa, tra l'altro è un discone, a chi piace il pop, a chi apprezza la musica anche dance moderna più commerciale, è un disco suonatissimo, produzione fantastica, e pensavo Simi, il film Simi, e il giorno dopo esce la notizia di Simi alla Salernitana, ho detto devo fare la storia assolutamente. Buonasera Always, buonasera Marco, buonasera Luigi, buonasera Walter Girusso. Sposta le sedie, sto vedendo, non volevo dire, inquadrato in questo momento il capitano, che si aggiusta anche un pochino i cosiddetti gioielli di famiglia, si abbraccia con Di Lorenzo, stanno per entrare in campo, tutto dovrebbe essere pronto, vediamo di far partire anche il timer in tempo, così chi magari la vedrà dopo, se tu la stai vedendo dopo perché magari volevi vederla dal vivo, col timer puoi seguire la telecronaca e sei comunque il mio eroe, perché chi si vede la telecronaca dopo che la partita già è finita per me è un eroe, vuol dire che ti interessa veramente l'opinione, il modo mio di vedere le cose. Non solo mio, anche il modo di chi lo vede, degli iscritti e di tutti gli amici bellini che commentano, perché gli spunti sono quotidiani e sono sempre diversi e sono interessanti. Ingresso in campo, vedo Rachmani, quindi confermato Manolas in panchina, che non si è allenato benissimo. Questo è un altro tema ovviamente che riguarda il mercato, perché il Napoli attualmente ha 3 centrali e non bastano. Uno di questi 3 centrali è Manolas, che molto spesso soffre di affaticamenti muscolari, di leggeri fastidi, insomma infortuni anche risolvibili, però che lo portano fuori dal campo spesso durante la stagione, quindi il Napoli non può assolutamente rimanere con 3 centrali, con Manolas uno dei 3. E se vendiamo Manolas va bene, ma ne dobbiamo comprare 2, non scherziamo proprio, assolutamente. E vediamo un pochino cosa o chi vorresti vedere in questa partita. Amico mio, questo è l'ultimo amichevole. Io voglio vedere
tanto oramai abbiamo capito che stiamo vedendo un 4-3-3 ibrido, va bene, voglio vedere Fabian correre come un dannato, metterci l'impegno che ci sta mettendo Lobotka, perché Lobotka ci sta mettendo impegno. Se vedo da Fabian lo stesso impegno che ci stanno mettendo Elmas e Lobotka, allora io credo in questo modulo e credo in questo giocatore. Se non arriva, se le maglie sono quelle che hanno mostrato a Calcio Napoli 24 sono orribili, insomma, contro il Venezia chi giocherà? Forse la volta buona che schierano Tommy, che è uno di quelli su cui noi puntiamo proprio anche come leadership tecnica. Grazie Tore, sono prontissimo con il timer, ragazzi, ci siamo quasi. Avevo letto un amico interista, Simone, che diceva arrivano Ranocchi e Gagliardini dall'Inter, ma tu mi devi dire, amico interista, se Gagliardini non è ancora infortunato, perché sapevo di un infortunio di circa un mesetto a fine luglio, quindi in questo momento dovrebbe essere ancora infortunato Gagliardini, e il Napoli non può permettersi. Ecco qua il fischio, attenzione, il fischio, quindi 1 secondo, 2 secondi, resume e ci siamo con il timer perfettissimo e andiamo a vedere di cosa si tratta. Passiamo alla telecronaca vera e propria, c'ho in sottofondo l'ottimo Silvermele, voi cercate di non spoilerare per chi è riuscito a mettersi in sincro con me e dopo ci sarà di cui parlare. Impostazione da parte di Koulibaly per Mario Rui, si vede Lobotka ovviamente. Abbiamo addirittura il quadrato di cerchiocampo, mentre Di Lorenzo, accerchiato da 3 giocatori del Pescara, scarica su Ramani che allarga per Mario Rui, quindi resta il quadrato al centro del campo. Attenzione Osimhen, palla lunga di Mario Rui, idea immediata di verticalizzazione verso Osimhen che viene un po' contrastato regolarmente dal difensore, c'è l'uscita del portiere, quindi subito Napoli propositivo con questo lancio lungo di Mario Rui. Mario Rui è un altro tema e io bevo. Lasciate il like, siamo in 300, che diamine. Polli? Ma se non fatelo per me, fatelo per la bellezza di Polli, fatelo per la versatilità di Fabio, fatelo per gli altri che siamo al 14 agosto e stanno qui con me ad aiutarmi con il canale. Non lo fate per me, fatelo per creature. Fallo su Insigne, gli tirano la maglietta. Mentre Montervino ci parla del 3-4-3 del Pescara, fammi abbassare se no non capisco niente. Io apprezzo il commento tecnico di Montervino ma non posso sovrappormi. Mario Rui per Lobotka al centro di cerchiocampo, che ora allarga su Fabian che serve Di Lorenzo. Sulla sua verticale c'è Politano che non riesce a controllare bene, quindi abbiamo la conferma del 4-3-3, signori, con Elmas al posto di Zielinski come mezzala sinistra e il classico tridente con Osimhen, scusate un po' di bicarbonapoli, Osimhen, Insigne e Politano. Insigne che ora viene a recuperare palla bassa, Mario Rui, Elmas, cerca lo spunto, Elmas lo trova, scambia con Insigne, ancora Mario Rui, pallone per Fabian, di prima per Lobotka, bravo Fabian, questo devi fare. Ora si distende Di Lorenzo, ancora uno scambio con Fabian, il Napoli muove velocemente il pallone, ovviamente il Pescara si difende con queste linee. Benvenuto Simone, sei proprio tu, amico interista bellino, penso di aver capito, quindi benvenuto, ci sarà di cui parlare anche con te sicuramente a livello di mercato. Attenzione Osimhen, lo spunto in aria, cerca di mettere al centro, c'è un intervento in scivolata e il primo calcio d'angolo per il Napoli servito da Insigne. Osimhen ha cercato di liberarsi
non era facile trovare spazio. Guadagniamo un calcio d'angolo e vediamo pure qualche schema magari, perché sappiamo che sono importanti i calci piazzati per sbloccare certe partite. Parte Insigne, il cross è buono, non ci arriva Osimhen e sarà fallo laterale dall'altra parte per il Napoli. Di Lorenzo che va a prendere la palla con le mani e scambia con Fabian e c'è un errore di Lorenzo, il passaggio è corto ma fischia l'arbitro, stava ripartendo in contropiede il Pescara ma la palla era già uscita. Si riparte ora col Pescara che cerca di scambiare palla ai limiti del centrocampo, si sventaglia, c'è l'intervento di Mario Rui che però riconsegna la palla agli avversari in completa tenuta rossa. Il Pescara oggi ovviamente colori simili a quelli del Napoli, e il Napoli come giocasse in casa qui a Castel di Sangro, come se stesse là, ma io mi sono montato la testa. A Castel di Sangro il Napoli gioca in casa perché il ritiro è il nostro e quindi si gioca in casa e noi giochiamo con la maglietta dell'anno scorso azzurra. Oggi ci sono stati nuovi concept della maglia, concept che non mi hanno entusiasmato tantissimo. Intervento di Koulibaly che ora prova a far ripartire l'azione, si ferma Koulibaly, Insigne cerca di cambiare gioco ma il passaggio è intercettato, riparte il Pescara. La curiosità è la presenza di questo quadrato a centrocampo, che è un quadrato visivo, proprio le linee disegnate al centrocampo che Spalletti ha utilizzato. Attenzione, c'è un tiro da parte del Pescara da molto lontano, parata facile di Meret, proprio dal limite del quadrato di cerchiocampo. C'è stato questo tiro di alleggerimento, non impensierisce Meret. E quindi questo quadrato è servito a Spalletti per spiegare un po' di cose alla difesa e al centrocampo, dove posizionarsi. Attenzione, ora Osimhen servito da Politano, scarica verso Elmas, arriva Mario Rui, la solita sovrapposizione centrale, il cross a cercare Politano ma è impreciso il cross di Mario Rui. Classica posizione del terzino Mario Rui che non va sul fondo largo ma si sovrappone in maniera più centrale, in posizione più centrale, creando quella densità e spesso pestandosi anche i piedi con Insigne che ama accentrarsi. Quindi non amo questa caratteristica di Mario Rui, ma sono semplicemente mie opinioni, posso sbagliarmi. Può essere una cosa geniale, può essere una cosa che mette in difficoltà gli avversari, è una cosa che non amo io. Riparte il Napoli con Rachmani, ancora Di Lorenzo. Cerca di superare in slancio un avversario, lascia la palla a Fabian che ora trova Elmas. Ancora Insigne esterno, si sovrappone Mario Rui, il passaggio per Osimhen non era male. Insigne aveva trovato un buon filtrante, non ci arriva per un soffio Victor Osimhen o Osimhen a seconda. E ora c'è il pressing alto del Napoli, vediamo come Lobotka accompagna il pressing alto, anche Koulibaly è altissimo e questo è lo spunto tattico di cui abbiamo sempre parlato. Il Napoli recupera palla alto e qui serve il coraggio, ne abbiamo sempre parlato, bisogna essere coraggiosi perché se si crea il buco a centrocampo gli avversari ti possono far male. Ora l'avversario in questo caso si allunga un po' troppo il pallone ed è bravo Rachmani ad intervenire senza pensarci su due volte, a mettere il pallone in fallo laterale. Attenzione, Insigne per un momento riconquista il pallone e costringe l'avversario a un fallo di mano, calcio di punizione che Insigne batte immediatamente per Elmas. Mario Rui all'indietro per Koulibaly che serve Rachmani che alza la testa e cerca un'idea. Marcato a uomo Lobotka, servono altre soluzioni, non vedo abbassarsi le mezze ali a creare il 4-2-3-1 e un 4-3-3 a tutti gli effetti.
con Elmas e Fabian che rimangono abbastanza alti. Ecco proprio Fabian in possesso di palla, attaccato, scarica per Di Lorenzo, il pallone per Politano, la sua classica incursione verso il centro, la conoscono tutti e viene fermato e rallentato, ma trova adesso un buon passaggio per Insigne, il passaggio per Osimhen, il gol, e non è fuori gioco. Ci sta pensando un attimo l'arbitro, ma il gol c'è stato. Buona intuizione di Insigne che riesce, dobbiamo aggiornare subito, ma subito. Per Insigne che si è trovato sulla destra, il passaggio di prima intenzione per Osimhen che al centro dell'area tutto solo in tap-in batte il portiere. Registriamo il primo gol del Napoli con Osimhen. Non c'è stata un'esultanza clamorosa da parte mia perché temevo in un fuorigioco che però non è stato rilevato dalla terna arbitrale. Quindi partiamo con Osimhen. Primo gol ce lo segniamo sperando di vederne altri e di perdere il conto, ma non è detto, non è detto. Il Napoli sblocca il risultato al 9° minuto con una buona intuizione di Insigne che ha seguito l'azione sulla destra e si è ritrovato in posizione Politano. Quindi Insigne che svaria su tutto il fronte d'attacco per non dare punti di riferimento agli avversari. «300 persone». Ci stanno 300 like, attenzione a Meret, non rischia il fazzolettino, un pochino di rischio sul pressing alto dell'attaccante del Pescara, ma il Napoli resta in possesso palla. Ora avanza con Rrahmani, Koulibaly. Passaggio in verticale per Elmas che lascia il pallone ad Insigne, il classico taglio di Insigne, la palla finisce a Fabian Ruiz che cerca lo spazio per il tiro, lo prova, finisce centrale. Il tiro di Fabian non potente, non angolato, non è un problema per il portiere. Zona tiro per Fabian, ovviamente in questa posizione avrà più chance di provare ad esplodere il suo sinistro. Ora recupero palla per un attimo di Lobotka che aggredisce l'avversario e ora il Napoli cerca di rimanere alto in pressing. Guardate Lobotka come segue tutti gli avversari, ora è proprio lui che recupera palla e scarica per Elmas per Insigne, trova dall'altra parte Fabian che si gira, c'è la sovrapposizione di Di Lorenzo, pallone che finisce a Politano, Di Lorenzo resta a riempire in aria, Politano doppia finta, il cross col destro che adoro e non riesce a staccare di testa, Osimhen commette anche un fallo. Però adoro Frank parziale. Ci fermiamo ed applaudiamo Frank parziale. Il grandissimo Frank parziale. Forza Napoli sempre. E noi il sempre ogni tanto ce lo dimentichiamo, eh? Qualcuno ogni tanto se lo dimentica il sempre, noi no. Noi stiamo all'estero, noi soffriamo 2 volte. Noi soffriamo 2 volte, amico mio. Lo sai bene. Noi abbiamo bisogno della maglietta nuova, noi la dobbiamo sfoggiare. Io devo andare a Times Square con la maglietta nuova del Napoli. Dici, ma che cos'è? Ma come mai? Ma su capello la stiratura a sono tutti riti. Sono riti, capite, che ci servono. E invece dobbiamo aspettare. Stiamo ancora parlando di concept. Prima o poi la maglietta arriverà, speriamo ci piacerà, ce la facciamo piacere come tutti gli anni. Scritte late in rosso, scritte late in giallo, whatever it is, we're gonna like it, we're gonna love it no matter what, and we're gonna wear it. Soprattutto la indosseremo, la adoreremo e la indosseremo come sempre, perché c'è lo stemma. Alla fine è lo stemma che ci interessa. Recupero palla di Elmas, il Pescara resta però in possesso di palla e cerca di scambiare, non buttano il pallone e tornano dal portiere. C'è un buon pressing del Napoli, si continua a vedere il 4-3-3
anche in fase di non possesso. Ora con Fabian che prova ad accompagnare il primo pressing, c'è un intercetto da parte di Politano e pallone che finisce a Rachmani, che ora serve Meret. Il Napoli riconquista agilmente palla, che torna da Koulibaly, che alza la testa, trova Rachmani, si fa vedere Lobotka che è costantemente marcato e non c'è, ripeto, non c'è l'abbassamento di una delle due mezze ali, piuttosto c'è questo lancio lungo da parte di Mario Rui per Osimhen, quindi un ulteriore tentativo a scavalcare quando non si riesce ad impostare dal basso. Questa è un'idea che ci piace, perché non è detto che devi per forza palleggiare. Con il 4-3 si è visto molto palleggio, forse anche troppo nell'ultima gara. Spinto Insigne senza fallo, Insigne cade a terra come il budino, non c'era proprio questo fallo. Attenzione, Koulibaly riesce a far carambolare il pallone fuori dal campo e sarà calcio d'angolo per il Pescara. Quindi ripetiamo, non si abbassano a turno le mezze ali a creare il doppio play, finora non è successo, e questa era un'idea che abbiamo visto nelle prime uscite con Zielinski che si abbassava a turno, e poi Elmas, e poi quando è arrivato Fabian un pochino lo ha fatto per aiutare Lobotka. In questo caso Lobotka resta l'unico regista. Attenzione, c'è spazio per no, poi c'è il raddoppio, ma arriva un cross, il colpo di testa e la traversa. Fabio versatile, tuo fa l'americano, Mario Rui, eccetera eccetera. Continua la campagna di è una montagna nei confronti di Mario Rui, che però purtroppo ci dobbiamo tenere carico. Ora attenzione, Osimhen, serve Elmas, il pallone scavalca il portiere e poi c'è rigore. Elmas viene preso alle spalle, toccato duro anche sulla caviglia, chiede scusa l'avversario, c'è stato un contropiede improvviso, Osimhen è riuscito con altruismo a servire Elmas, ora sembrava in sospetto fuorigioco, Elmas con un tocco scavalca il portiere e viene atterrato quando era oramai a porta vuota, pronto a insaccare, viene atterrato da dietro, gli vola anche un parastinco. Rivediamo, probabilmente veramente questione di millimetri. Questo, Caputo Francesco, ti ringrazio, veramente questione di millimetri il fuorigioco di Elmas sul passaggio di Osimhen, che porta ovviamente gol sbagliato. Vediamo se è gol subito, perché il Pescara colpisce una traversa su sviluppi da calcio d'angolo. C'è il ringraziamento di Elmas ad Osimhen per l'assist che potrebbe ora essere trasformato da Lorenzo Insigne da calcio di rigore. Vediamo Insigne guardare l'arbitro. Parte il capitano, ancora non parte, ecco il fischio, vediamo se farà il saltello. C'è un leggero saltello e spiazza senza problemi. Un rigore ancora diverso rispetto a quello precedente. Saltello e pallone alla sinistra del portiere. Registriamo, ringrazio Geppo che mi stavo perdendo. 2-0 per il Napoli. Aggiorniamo il bannerino e registriamo la freddezza dal dischetto per Lorenzo Insigne, che ora va verso la panchina a parlare con Spalletti di qualcosa. Sentiamo. Fatemi sentire. Ok, si parla di... Scusate, ho dovuto fare un po' di... perché ovviamente non sono a bordo campo.
E quindi pare che Spalletti, pare sempre che Spalletti abbia chiesto a Insigne un po' più di copertura in fase di non possesso, che è una cosa che abbiamo visto fare molto meno in queste prime due partite da parte di Lorenzo Insigne. Si pensava magari fosse una direttiva di Spalletti, ma dobbiamo registrare che Spalletti faceva fare fase difensiva anche a Salah. Non dimentichiamole certe cose e portiamocele dietro come bagaglio di memoria. Quindi non pensiamo che Spalletti possa chiedere ad Insigne: no, resta in attacco, non ti preoccupare. No, ci sarà da fare fase difensiva anche da parte del capitano, cosa che il capitano ha sempre fatto senza problemi. E bevo a questo punto bevo. Mentre il Pescara recupera palla e la perde in fallo laterale e il Napoli potrà ricominciare da Di Lorenzo sulla destra. Lasciate un like per Lorenzo Insigne, il numero 24, il capitano del Napoli, che sarà protagonista di un finale di mercato caldo, ma comunque tiepido. Io non credo che succederà nulla. Lo abbiamo detto ampiamente, non è questo il momento in cui si fanno operazioni così importanti. Non si fanno a fine mercato, non si fanno in pochi giorni, perché Lorenzo Insigne non è un giocatore che può cambiare maglia così facilmente. Ci sono una serie di dinamiche importanti. Piuttosto, e ringrazio Luigi Rocco per il supporto, tantissimo, grazie Luigi, piuttosto bisognerà vedere se si porterà questa situazione del contratto per tutta la stagione. Potrebbe poi essere un problema, perché sappiamo che Lorenzo, ne ho parlato anche con il mio collaboratore Salvatore Falanga, no, intendevo Salvatore Pengue, scusami, Tore Falanga, con te parliamo di tutt'altre cose, ma anche di questo, ma se non in particolare questa volta. Recupera palla il Pescara nel frattempo e si distende, attenzione a Koulibaly che interviene, ingrandisci, non si può fare, Fabio, ingrandisci il bannerino, a meno che non lo metto gigante che non scorre. Posso fare così, guarda, ti piace così? Fammi vedere, Fabio, se ti piace così. È l'unico modo per farlo più grande. E qui ci posso mettere anche effettivamente, però poi non scorre, non fa niente che non scorre. Pallone recuperato da Elmas, che è mentalizzatissimo nella doppia fase. Quindi togliamo please, non spoiler. Napoli Pescara 2-0 live, non spoiler. Attenzione Osimhen, il tiro secco, circondato da 5 avversari, il tiro finisce di poco a lato. Osimhen era partito dal centrocampo, ragazzi, mi stavo perdendo questa cosa, è praticamente da solo contro tutti gli avversari. Ancora Giampo, 4K, grazie mille amico mio. Ma tu sei iscritto? Io non mi ricordo. Aspetta, devo aggiornare il banner. Osimhen, Insigne. Ok, vediamo se funziona così. Per ora potrebbe funzionare. Ancora Insigne in possesso palla, serve l'arrivante Lobotka, ancora uno scambio con Insigne, Mario Rui in posizione centralissima, il lob per Insigne che è solo davanti al portiere, ma c'è il fuorigioco. Il Napoli sta cercando di far divertire il pubblico accorso al Teofilo Patini e parte con un fazzolettino, un po' di front del Pescara, e quindi porta il Napoli al pressing alto. Vedete Mario Rui altissimo e c'è il recupero palla, quindi il coraggio viene premiato. Palla a Politano che serve Osimhen, l'1-2 bello, Politano di sinistro, di esterno, ha cercato di beffare il portiere in un tiro di mezzo esterno quasi di punta. Scambio interessante con Osimhen che gli ha restituito il pallone di prima intenzione. Questa è una cosa su cui sicuramente Spalletti sta lavorando, su Victor che si ritrova a terra. Non ho capito perché questa capriola, ma ci siamo e
iscrivetevi al canale. Giampo, fermati con il tuo supporto, sei straordinario. Che sta succedendo? No, ma assolutamente no. Che facciamo? I miracoli? No, quella era l'altra stanzetta senza arredamento, ma assolutamente. No, volevo fare questa cosa, iscrivetevi al canale, ma non si iscrive al canale, diventa il fantasma. Il fantasma di quando sono a Napoli con la cosa così, ma evitiamo. No, che sta succedendo? No, non posso far vedere. No, attenzione, facciamo attenzione. Il Napoli ora in possesso palla, ma c'è il fuorigioco segnalato a Politano. È una magia interessante. Il green screen, sparisco. Non lo so, sono cose strane che succedono solo qua. Riparte il Pescara, è bravo Elmas a chiudere, ma la palla finisce in zona di Lorenzo. C'è il raddoppio da parte anche di Fabian, ma resta in possesso di palla. E poi c'è questo tentativo di verticalizzazione, bravo Rachmani ad intervenire. Ora Lobotka per Elmas, controllo difettoso di Fabiano. Fabian! Non mi far essere troppo, insomma, dai, controllo difettoso, riparte e c'è la classica scivolata di Koulibaly, la palla non finisce in fallo laterale e riesce a guadagnarselo dopo il suo classico intervento. È diventato una signature move oramai, la scivolata di Koulibaly pulita, il pallone rotola sulla linea del fallo laterale e non esce, e poi lo stesso Koulibaly la fa carambolare sui piedi di un avversario guadagnando la rimessa. C'è Mario Rui, cerca un po' di spazio, serve proprio Koulibaly, il pallone ora è per Rachmani, ci prendiamo qualche rischietto di questi scambi stretti all'interno dell'area. Lobotka torna da Meret che allarga ancora su Mario Rui, abbiamo mosso bene il pallone costringendo gli avversari a correrci dietro. Osimhen scambia con Insigne, bellissimo il suggerimento per Elmas che si avvia verso l'area ed è molto altruista Elmas e non entra perché Politano non riesce a ribadirla. C'è stato un autentico miracolo da parte di un difensore che ha accompagnato la corsa di Politano. Napoli vicinissimo al 3-0. Un'azione manovrata che ha visto scambio di prima tra Osimhen e Insigne all'intuizione per lo scatto in profondità di Elmas che avrebbe potuto anche concludere l'azione, ma alza la testa, guarda al centro di sinistro, serve un pallone d'oro per Politano. Ah no, era Fabian. Signori miei, allora io stavo per dire Politano non ha avuto la cazzimma giusta, Fabian. Ma perché? Tu dici no, perché bisogna essere onesti adesso. Siamo tra di noi, bisogna essere onesti. Ma come lo fa Fabian ti incazzi e lo fa Politano non ti incazzi di meno? Lo capisco. Ma Politano ci ha dimostrato nei suoi anni di averla la cazzi di sottoporta, di tirare quando c'ha la possibilità di tirare, le ha fatti i suoi gol eccetera eccetera. Politano ci ha dimostrato, Fabian ci deve dimostrare. No, è colpa mia. Mo sono prevenuto con Fabian, è colpa mia, perché non devo essere prevenuto. Devo guardare le cose come stanno ed è colpa mia. Bravo quello del Pescara, Fabian non ha colpe. Andiamo avanti. Cross del Pescara, l'intervento di Koulibaly e Mario Rui appoggia il pallone in calcio d'angolo, ancora un'opportunità per il Pescara che non sta lì a guardare. Noi Fabian, nessuno lo vuole, non è arrivata l'offerta per Fabian, noi dobbiamo comprare un centrocampista, ma io sono molto preoccupato. Gennaro C, benvenuto sul canale amico mio, benvenuto. Dai ragazzi che con questo ritmo ci arriviamo a 10.000 senza problemi. Colpo di testa di Koulibaly a liberare. Continua il Pescara ora dal lato sinistro, cerca di entrare in area, Mario Rui viene superato, il cross, ancora il
colpo di testa di Koulibaly e Politano, vedete la Cazzim che Politano a tele, bisogna liberare, si tira in avanti, poi se la vede Osimhen che viene trascinato a terra dall'avversario, c'è anche fair play perché si era messo bene davanti al pallone Osimhen e viene completamente abbattuto con un intervento da WWE. E calcio di punizione per il Napoli. C'è da tirare una pallonata perché sta in difesa e devi tirare il pallone avanti, e se tiri il pallone avanti, Politano, così si fa, di destra, come viene, libera il pericolo. Troppi gol abbiamo preso per cincischiare con quel pallone. Lancio di Koulibaly che scavalca Elmas, recupera il Pescara. Non conosco i nomi dei giocatori del Pescara, mi perdonate? Sì. C'è stato un tentativo di lancio per Osimhen, ma viene ribattuto, palla che torna in possesso di Mario Rui, Insigne per Elmas, ancora molto marcato Lobot, che stiamo vedendo una delle cose che potrebbe succedere spesso in campionato, marcatura stretta sul play, e quindi bisogna trovare altre soluzioni. Una delle soluzioni è far muovere gli attaccanti e servirli in profondità con lanci lunghi. Ora è Di Lorenzo che cerca il passaggio per Fabian, che non arriva a destinazione. Fabian, devo purtroppo dirlo, ancora avulso, non all'interno del gioco, e ora c'è un buon anticipo di Mario Rui che serve Insigne, cerca il passaggio e lo trova per Lobotka, che ora serve Fabian. Dai ragazzo, scarica dietro per Rachmani, ancora Fabian, di prima verso Di Lorenzo, Politano, Rachmani, il Napoli scambia cercando di muovere gli avversari. Ora è Koulibaly che trova Insigne sulla sinistra, ancora Elmas e ancora Insigne, e il Napoli ora fa un po' di possesso palla. Si è liberato un po' di spazio per Lobotka che riceve ora, alza la testa, è costretto a tornare da Rachmani, si chiude tantissimo. No, tienati il Ramsey, Caputo. Grazie per il supporto, ma Ramsey tienitelo proprio. Osimhen recupera palla, entra in aria, ne esce, resta in possesso di palla ora Mario Rui, Insigne, si alza la testa, Elmas, ancora Insigne, non si intende con Mario Rui il passaggio di prima, ma Mario Rui con caparbietà attacca il possessore di palla e recupera lo stesso. Lobotka, Elmas, Insigne, Elmas, Mario Rui. Il Napoli recupera il pallone alto e ci piace. Ancora Insigne, scambio con Fabian, Osimhen, Politano ancora. Cerca Fabian. Siamo stati leziosi perché ci siamo innamorati di questa rete di passaggi e nessuno ha tirato a porta. E ripeto a Caputo, che ringrazio, Ramsey Tienatil. Ancora Osimhen che torna da Insigne, il cross verso Politano, un taglio alla Callecon, ma il pallone non era dei migliori. E riparte il Pescara. No, tienati la Ramsey. Ingaggi folli per un giocatore che è sempre infortunato e che non si sa che ruolo fa. Ciao, tienitelo. Tienimi, tenga a Fabian. Insigne. Ancora Mario Rui che si fa vedere molto. Che piaccia o meno a Fabio, si fa vedere molto. Rachmani, ancora Elmas che in questo momento si è abbassato leggermente per dare una mano. Questo è lo spunto tattico che ci interessa. Si abbassa molto anche Insigne per creare gioco in quella zona di campo, e ora è Koulibaly che trova tra le linee Fabian, ancora Elmas, la palla è a Mario Rui che scarica verso Insigne, cerca un'idea Insigne, la trova, bella per il movimento di Osimhen che riesce a prendere il pallone, deve girarsi, serve Mario Rui, ancora Insigne, il Napoli ricomincia con la fettita rete di passaggi, e sul passaggio di ritorno di
Fabian non riesce Insigne a superare due avversari, ora arriva il cross di Mario Rui, ribattuto, recupera il pallone, ora Politano che prova il tiro, ribattuto, il Napoli finalmente va al tiro dopo una fittissima rete di passaggi che rischia di farmi perdere la voce. Io stasera devo suonare, devo praticamente calmarmi, non parlo più. 350 like immediatamente, faccio il ghost, vedete? Calcio d'angolo, c'è l'intervento di un pescarese e recupera palla il Napoli. Non li lasciate like, quest'anno sarà dura fare le live, la sapete? Sì, sarà dura, si accavalleranno tantissime date, tantissimi lavori musicali e io piangerò ogni weekend, ma finché c'è lavoro Dio mi benedica. Insigne cerca di avanzare, cerca il passaggio per Mario Rui, viene intercettato, pallone recuperato da Elmas, cerca un compagno, trova Insigne, ancora Lobotka che perde palla per un attimo ma la recupera. Ancora il Napoli con questa verticalizzazione da parte di Koulibaly per Insigne che ha tentato un velo. È ancora buono il recupero di Lobotka perché deve fare le due fasi e ce lo sta dimostrando. Il lancio di Fabian verso Osimhen era una buona idea, questa volta pallone intercettato. Non si è visto molto sulla destra di Lorenzo, posso dire, finora in questo Alfonso Giardino, benvenuto amico mio. E il Napoli insiste. Recupero palla per un attimo di Osimhen e riparte il Pescara. Vediamo questo passaggio intercettato proprio da Di Lorenzo e vediamo ora Fabian alla ricerca del pallone tra due avversari che se la scambiano. Lentopede Fabian, lentamente e trova un passaggio filtrante il Pescara che ora cerca di distendersi, recupera Insigne a dare una mano come richiesto da Spalletti. Ora la rincorsa la ricerca del pallone da parte di Lobotka, dà una mano Elmas, torna anche Fabian quasi all'interno dell'area, al limite dell'area. È bravo Lobotka a pressare l'avversario, a costringerlo a tornare indietro. Ora si torna sulla fascia sinistra del Pescara e c'è un fallo da parte di Rachmani non chiamato dall'arbitro, bisogna dirlo quando c'è il fallo. Attenzione, Fabiano, serve Politano che si ferma, trova al centro ancora Fabian, trova un passaggio per Mario Rui, questa è bella, Mario Rui, il passaggio all'indietro di prima per Osimhen che viene anticipato e lo stesso Osimhen però recupera il pallone in maniera veloce e guadagna un fallo laterale subito battuto da Elmas. Scambio con Mario Rui, ancora Elmas in possesso di palla che scambia all'indietro per Koulibaly. È stato buono il passaggio di Fabian, io lo dico quando fa una cosa, non è che non lo dico, buono il passaggio di Fabian per l'inserimento di Mario Rui. Ma Elmas dimostra di essere sul pezzo, pressing importante, gli scappano ancora i parastinchi. Non molla nulla. Elif Elmas, il diamantino grezzo. Buono l'anticipo di Koulibaly per Insigne che serve Osimhen. Ora è Fabian in possesso di palla. Osimhen fa il movimento. Fabian trova invece Insigne. Il controcross al centro viene intercettato. Continuiamo ad essere, secondo me, un po' leziosi lì davanti quando c'è la possibilità di tirare, mentre Koulibaly insegue un avversario, lo aiuta Mario Rui
e lo costringiamo a tornare indietro. Ora cerca di completare questo contropiede il Pescara in area di rigore. Attenzione, c'è l'intervento di Elmas che aveva accorciato molto bene. Arriviamo in maniera piuttosto facile in area di rigore, ma ci innamoriamo di quest'ultimo passaggio e nessuno che tira una bomba sotto al set. E questo non va bene, tiriamo, facciamo 50 gol, abituiamoci a tirare, a segnare, più gol si fanno e meglio è. Tutti questi passaggetti rischi di specchiarti un po' troppo, non ti specchiare. TVB ai passaggetti, i pistacchi. Ah, c'è il Vesuvio, guardate che bello, perché sì, qua c'è il Vesuvio e poi se qualcuno dice Vesuvio è TVB, ma è il Vesuvio e c'è anche lo stadio qua sotto, ma non si vede. Iscrivetevi al canale, cosa diamine state aspettando? Io veramente non capisco. C'è una cosa gratis che a me mi fa piacere, no? Uno che tifoso magari del Napoli, capisco, passa il tifoso in un'altra squadra, dici ma tu chi sì? Ma tu tifoso del Napoli, attenzione, Mario Ruiz cavalcato da questo lancio, il numero 13 la mette al centro e bravo Rachmani che con freddezza ferma il pallone, supera un avversario con un movimento secco e serve Politano che torna da Lobotka. Ora è Elmas, riceve palla, si gira ed alza la testa. Il movimento è per premiare Insigne che torna da Elmas. Ancora Rachmani, Koulibaly. Capite il fatto di iscrivervi al canale? C'è una cosa gratis che fa piacere a un tifoso del Napoli. Io lo farei, poi è questione di ognuno ha delle proprie priorità. Il passaggio filtrante per Elmas che tocca bene il pallone, anticipato Insigne, recupera palla il Pescara e cerca di distendersi ora sulla destra. Ritornano al centro molto bene. Fuori posizione in questo momento Fabian, corre Elmas a prendere la sua posizione, anzi Elmas prende la posizione di Lobotka ed è Lobotka che cerca di prendere la posizione lasciata scoperta da Fabian in questo momento, mentre si lotta sull'out di destra con Di Lorenzo che si frappone tra l'avversario ed un eventuale cross che però ora si sposta tutto a sinistra. Il cross arriva, il colpo di testa di Rachmani, l'intervento di Insigne e ora è Mario Rui che di testa serve Meret con un retropassaggio non rischiosissimo si può dire. Vedi Montervino che sta dicendo il terzino non lo puoi far crossare così facilmente. Montervino è più severo di me oggi ed è giusto che lo sia. Attenzione Elmas, ancora si torna da Rachmani, prova il lancio lungo a scavalcare verso Osimhen, il colpo di testa non riesce e la palla è riconsegnata al Pescara. E ora c'è il pressing di Osimhen verso il portiere che è costretto a lanciare lungo, pallone preda di Koulibaly che serve Lobotka che verticalizza per Fabian, il movimento è buono, scarica per Insigne, trova il passaggio verso Politano alla cieca, è splendido, ancora Politano, si torna da Lobotka che ora serve Mario Rui, è finito l'effetto sorpresa. Mario Rui per Fabian che è rimasto sulla sinistra, il cross morbido per Politano che la mette al centro, il tiro viene ribattuto, almeno abbiamo tirato, approvo perché se tu te la passi semplicemente in continuazione non si fa niente, tiriamo anche se si tratta di abbattere qualche avversario ed è splendido il passaggio di Insigne per Osimhen che è leggermente in fuorigioco. Insigne sta dispensando tocchi di prima e ispirazioni e questo secondo me era meno fuorigioco di quello di Elmas di prima, ma insomma Insigne sta giocando di prima, sta facendo da rifinitore,
sta facendo rifiniture di altissimo livello per i compagni. Scavalcato Koulibaly, attenzione, poi c'è un tiro, ma c'era un fallo. Il capitano del Pescara c'è un fallo forse su Lobotka in realtà, che aveva accompagnato l'intervento di Koulibaly. Ora il lancio di Elmas verso Insigne, che con generosità cerca di arrivare sul pallone ma viene anticipato. Attenzione, il cross non è un cross, è un passaggio sbagliato che diventa quasi un cross per l'intervento di Politano, ma il Pescara resta in possesso di palla e ora è Fabian. Prova il pressing ancora Politano, Insigne in posizione più centrale, rimasto più arretrato Osimhen addirittura in posizione di Insigne, e ora deve accorciare insieme ai suoi compagni. Il tiro da parte di Zappella, dice Silver, e quindi io insomma rubo questa cosa, non conoscevo, non è stato contrato fino in fondo e quindi c'è stata libertà per il tiro alto che non impensierisce Meret, però non facciamoli tirare, non devono arrivare a tirare. Quando siamo al 44esimo e 40 secondi, quindi tra pochi secondi io devo fermare il timer, quindi stiamoci attenti perché voglio far partire il secondo tempo in un certo modo. Elmas colpisce l'arbitro e quindi sarà la fine probabilmente delle ostilità. Ci fermiamo con il timer, si continua forse per un altro minutino. Koulibaly, Mario Rui per Rachmani, vediamo il 4-3 bello chiaro, si abbassa ora un pochino Elmas che scarica di prima per Koulibaly e ora Lobotka che torna di prima da Rachmani, Elmas che torna di prima da Koulibaly. Se non c'è spazio si torna dai centrali ed ora si è trovato uno spazio con Di Lorenzo che serve Politano. Il movimento di Fabian che non trova il filtrante, sarà fallo laterale per il Napoli. Pallone per Di Lorenzo che trova Fabian, ancora Di Lorenzo cerca un passaggio ma è fine primo tempo. Molto bene, passiamo a leggere qualche vostro messaggio, purché voi abbiate lasciato. Quanto stiamo? 260. Bravissima Polly, sempre sul pezzo. Dobbiamo arrivare a 300, se no non parlo. Come dobbiamo fare? Non parlo. 300, siete 309 più quelli preventivi, non parlo oggi. Il reggipetto, è vero Vincenzo, hanno tutti il reggipetto, quindi niente, ciao. Allora, Riccardo, Zielu non può rischiare il posto da titolare con questo Fabian, opinione mia, con questo Fabian Zielinski deve giocare per forza e può giocare Elmas molto meglio di Fabian, e Zielinski secondo me ha delle caratteristiche che a Napoli servono, quindi è Fabian che deve svegliarsi, è Fabian che deve darsi una svegliata, una mossa, e deve essere molto molto più veloce. Bravo Simone è l'amico interista che si è iscritto, benissimo. Ma Stonzita non è meglio di Mario Rui? Credo tu a questo punto ti stia riferendo al terzino loro, che io ovviamente di cui io non, insomma, si parla un gran bene, forse, non lo so. Tutti bene tranne Fabian, ma diamogli tempo, 5-6 mesi. Nicola la tocca piano. Anche ottimo Monterbino. Guarda, non lo sto ascoltando Francesco con attenzione perché devo parlare io, però
Montervino di calcio ne capisce tanto. Iscrivetevi, dice Nico, e fatelo, secondo me. Prima si tira, poi si passa. Elmas mi è piaciuto molto più degli altri due, sono d'accordo. 280 molto bene, grazie ragazzi. Insigne rinnova, secondo me allo stato attuale non lo so, non rinnoverà adesso, si comincerà la stagione senza il rinnovo, questa è la mia impressione. David Bellinazzi, non razzismo, discriminazione e spam, rispetto reciproco, divertiamoci in chat tutti insieme. Questa stellina si riferisce a Montervino. Parliamo di mercato. Simone, quanto ne vuoi? Fammi le tue domande. Fabian ha fatto delle giocate intelligenti. Osimhen dovrebbe imparare ad agganciare meglio i palloni. Di Lorenzo non può essere veloce quanto Politano, perciò non capisco l'accentramento di quest'ultimo. Ma perché Di Lorenzo non può essere veloce quanto Politano? Di Lorenzo sta ancora, secondo me, recuperando la forma ideale. Ragazzi, come Fabian e come, insomma, Insigne lo sappiamo che la trova subito la forma anche per caratteristiche fisiche. Di Lorenzo, che ha avuto meno vacanze, insomma è tornato da pochissimo, ha un motore importante, dice Spalletti, no? È un motore che deve metterci un po' di tempo per arrivare al massimo e poi ti dura per tutta la stagione. In questo momento Di Lorenzo non è brillante, come non è brillante Fabian, ma hanno veramente una felicità importante, quindi dobbiamo aspettare. Capisco che dobbiamo aspettare, però perché il 22 comincia il campionato e quindi non avendo noi grandi, soprattutto a centrocampo, e Stupignan parrebbe, esatto Vincenzo, ho letto anche io, pare che si sta entrando nel vivo, si parla di un prestito, vediamo se Villarreal è convinto di questa cosa. Per me non sarebbe male. Per quello che ci ha fatto vedere nella finale di Coppa. Fine primo tempo, secondo me dovranno fare una gran partita molti avversari. Complimenti a Spalletti da parte di Francesco Caputo. Fabian è veloce, crea un ossimoro che non si può risolvere. 290, grandissima Polli, bravi tutti quelli che si sono finalmente svegliati, hanno lasciato il like di cortesia. Insigne rimane fino a scadenza, credo anche io, Luigi. È finito il primo tempo, caro Mario. Mario, ma tu dove sei finito a giocare? In qualche altra squadra? Che fine ha fatto Mario Balotelli, signori miei? Che fine ha fatto? Ho già notato i movimenti senza palla che in possesso palla in fase di verticalizzazione attaccano in 3 sulle fasce, il famoso triangolo, Fablo, Versatile o Montervino. Questo è il problema, dobbiamo decidere, amico mio, non lo so. Io di Fabio Versatile è come quando devi comprare un giocatore nuovo, no? Io di Fabio Versatile so quello che mi può dare e so quello che mi può dare. Montervino dobbiamo vedere, magari lo intervistiamo e vediamo di metterli a confronto. Valerio in TV, esperto di tattica, reti nazionali o napoletane. Grazie mille Francesco, sono onorato solo del messaggio, ovviamente non me lo posso permettere. Scattano veloci tutti i messaggi, si faccia presto, ho visto troppi tiki takatoki, esattamente amico mio, quando si vedono bisogna dirlo. Se Fabian Manolas arriva Seresi e si parla di Maksimovic, sì Luigi, queste sono le notizie che si stanno rincorrendo, sono cose che hanno poco senso per quanto mi riguarda, perché se hai Senesi per le mani devi comprarlo a prescindere dall'uscita di Manolas, devi farlo un debito perché ti serve un difensore che imposta pure meglio. Ciao Carlo, forza Napoli. Secondo me Spalletti si sta vergognando di... non lo so, non ci andrei così duro, non ancora. Aracri, Salvatore, secondo te rimane? Noi giochiamo contro il Pescara e l'Inter mo con il Dinamo Kiev. Sì, sono diverse cose. Noi ci siamo tolti il nostro sfizio con il Bayern di Monaco, va bene così. Un saluto dal Brasil. Fabio parla con l'amico brasiliano in portoghese. Vai con Mateus Gomes. Super Mario in Turchia e manca se l'hanno pigliata. Cosa ha fatto vedere Stupignan nella finale di Supercoppa? Che ha una buona gamba
è discreto ed è tutto mancino, quindi non devi adattarlo. Non ha fatto queste cose straordinarie. Ovviamente nei confronti tra i due terzini ho preferito Marcos Alonso, che però guadagna una cifra blu e quindi non ce lo possiamo permettere. Marco, siamo nel momento in cui ci dobbiamo accontentare. Se arriva Estupignan, io dico meno male, almeno è venuto Estupignan. 300 like per Estupignan. Estupignan. Se lo stiamo pigliando a Estupignan, se non lo stiamo pigliando sono tutte chiacchiere che non significano niente. Saluti da Londra, Nando. Senesi senza cessioni, la vedo dura, ottimo giocatore giovane, infatti costa, lo so, purtroppo lo so. La squadra è incompleta per puntare in alto, secondo me, Giuseppe, non hai torto. La sera gli ascolto a volume più basso le tue cronache, le uso come sei forte. Ok. Ah, per i sei come si dice? Puntiglioso e puntuale. Perché Elmas non ha tirato? Perché Vittorio è stato, perché non è la prima volta che lo fa, cerca un po' magari l'altruismo, non lo so. Balotelli in Turchia, Super Mario in Turchia, io pensavo Super Mario Rui, quindi errore mio, il Galatasaray così. Adana Demirspor, ok, Nicola, grazie. L'unica nota stonata è questa litania di Insigne che non è stata risolta in tempi ragionevoli, il solito stile Napoli. Foloruscio ha vinto da solo la partita. Ah sì? Donata, mi dai una notizia direttamente dalla Serie B e quindi ragioniamo anche su questa cosa. Possibile che Mario Rui si perde gli attaccanti di Serie C, è sempre in ritardo. Mario Rui sta spingendo molto e poi è difficile rientrare. Il tuo Marcos Alonso oggi ha segnato il primo gol di 3 gol. Non aggiungo altro, Pietro, ti ringrazio. Giocatori di ruolo, please. Giocatori di ruolo. Amico mio, se stai in Campania la fa su Canale 8 dall'amico Silver Mele, per cui non ho assolutamente problema a fare pubblicità perché è un grande ed è un amico del canale. Se lo stiamo pigliando e se sto pigliando oppure no, Maita, faremo un campionato classico alla Napoli dove si fanno vedere delle belle cose, dove però il saltino di qualità poi non riusciamo a farlo, facile. Come stanno? E come stanno? Sì, ma quando stanno? Leggete. Ecco perché io la devo far scorrere, Fabio, capito? In questo momento, mentre leggo i messaggi, devo far scorrere. Qualcuno lo leggerà, qualcuno no. Ma io non posso impazzire. Non posso impazzire. Oggi è cambiata la tua dimensione, è cambiato il livello di compagni avversari. Qui ho trovato un gruppo compatto che ha fame di vincere e di lottare per prendersi lo scudetto. Risposta di Zanoli. Zanoli ha parlato di scudetto. Vabbè, pazzo completamente. Un paio di anni fa c'era la lista giocatori e la possibilità di giocare senza contratto. Ma chi? Quali? Se non sei in Campania vai su Sky, dice il mister. Spalletti è un uomo sexy secondo te? Giorgio, non ho un'idea approfondita dell'uomo dell'uomo fisicamente. Sicuramente per la sua età si mantiene in forma, poi sul volto i gusti, ci sono gusti e gusti. Secondo me bell'uomo, insomma. C'è di meglio, però potrebbe funzionare. Daresti via Insigne 15 milioni più Sanchez? Mai nella vita. Prima di tutto Sanchez piglia 7 milioni, quindi è impossibile. Non so quanti anni c'ha Sanchez, ma sicuramente il meglio di sé l'ha già dato, mentre Insigne secondo me un altro paio d'anni ad altissimi livelli li può fare. 15 milioni più Sanchez non è un'offerta che
può soddisfarmi assolutamente. Insigne in questo momento, visto che il contratto è in scadenza eccetera eccetera, vale un 25-30 milioni più o meno, stai valutando Sanchez 15 milioni, che mi sembra tanto rispetto a quello anche che guadagna. Simone, mi dispiace, ma dico di no. Gli auguri a Luigi per lunedì li anticipiamo. Grande Luigi, buon compleanno tra 2 giorni, magari ripetimelo nel gruppo degli abbonati Bellini, che ringrazio sempre per il sostegno, ripetimelo così magari ti posso fare gli auguri in un video lunedì. E ricordo a tutti gli abbonati Bellini che magari stanno guardando, che non hanno tempo di seguire il gruppo, facciamo il fantacalcio, quindi da lunedì si comincia. Me lo devo ricordare di annunciarlo anche domani, perché lunedì dobbiamo fare le aste, dobbiamo fare tutte le cose con gli abbonati e ci dobbiamo divertire, e quindi me lo devo ricordare, è colpa mia. Ma Manolas, chiacchiere amico mio, secondo me devono essere chiacchiere, anche se io ti dico la verità, via Manolas dentro Senesi, per quello che ho visto da Senesi negli highlights, io ti rispondo sì, facciamolo. Senesi è più giovane, Senesi ha talento, Manolas ci ha fatto vedere delle cose belle ma anche delle cose dove ci ha deluso. Il problema è che te ne devi comprare ancora un altro, non puoi rimanere con 3 centrali, uno lo devi pigliare sempre. Vesino più 10 milioni, voi siete pazzi veramente con questa storia così. I giocatori anziani il Napoli non li può valutare così tanto, stai valutando Vesino 20 milioni, e Yam. E dai, nel frattempo vediamo Ospina che si riscalda con il numero 25, David Ospina. Non ti riscaldare troppo che sennò ti infortuni, amico mio, già lo sai. Kumbulla dalla Roma. Kumbulla non ha fatto, credo, un campionato straordinario l'anno scorso, però aveva fatto vedere delle belle cose con il Verona. Giovane, non sarebbe una cattiva idea. Secondo me non rinnova, ma non si può perderlo a zero. Lobotka sembrava Allan come aggressività. Sì, Lobotka lo fa. Nel frattempo vediamo Gaetano che sta per effettuare il suo ingresso in campo. Fatemi essere pronto con il banner, signori miei. Fatemi vedere, ho letto, Fabio, tanti cambi. Salviamo. Vedo Malqui. Vedo anche la capa gialla di Unas, se non sbaglio, che ora è inquadrato e che sorride. Vediamo di far partire questo timer in tempo e poi ragioneremo su tutti i cambi in vista anche ovviamente del riposo, perché ci avviciniamo all'inizio della stagione. Ci siamo? Allora, vedo Osimhen confermato in attacco, vedo Unas sulla destra ora nel pressing, vedo ancora Fabian, vedo Malqui, ora c'è l'anticipo di Rachmani, Fabian in possesso palla, il passaggio verso Elmas viene intercettato, ora è Unas, cade sul pressing, vediamo, stiamo ancora sulla destra, quindi aspettiamo di sapere cosa è successo sulla fascia sinistra. Rachmani serve Koulibaly, confermato Ospina tra i pali, e vedo Gaetano in questo momento al posto di Lobotka, quindi perché c'è ancora Elmas e ora c'è scambio Malqui-Unas, il cross di Malqui, il colpo di testa di Osimhen che non inquadra la porta, buon cross di Malqui, scambio con Unas, cross molto interessante che Osimhen raggiunge ma non riesce a indirizzare verso la porta, pallone che finisce non lontano dal palo. Quindi in questo momento abbiamo Gaetano regista. Grazie Montervino che mi confermi questa cosa.
E vediamo sulla sinistra se credo sia rimasto Insigne, non riesco a vedere così lontano, ma pallone intercettato per un attimo da Elmas che insiste nel primo pressing. Sì, confermato Insigne da quella parte, credo sia confermato anche sulla sinistra, forse è entrato Zedadka, vediamo un pochino. Vediamo se stiamo provando Zedadka terzino sinistro in questa fase. Potrebbe essere, che vedo un numero alto, ma voi me lo state scrivendo sicuramente nei commenti. Fammi sentire, pallone recuperato nel frattempo da Unas che si allarga e ora prova ad accentrarsi, il movimento di gamba, Unas va fino in fondo, il pallone, mamma mia Unas che gol che ha fatto, Unas che gol che ha fatto, è andato fino in fondo, non ha crossato di esterno, anzi di interno sinistro, ha trovato un angolo complicatissimo. Unas in zona Politano, Unas mette il 3-0 con un gol veramente pregevole. Veramente pregevole il gol di Unas per il 3-0 per il Napoli. Spalletti munito di mascherina. Applaude Spalletti alla giocata di Unas che, ragazzi, ha fatto veramente un gol importante. Non ha difficoltà di corsa Unas, non ha difficoltà nel puntare l'avversario e trovare una soluzione in dribbling, e mi ha sorpreso il gol perché c'era pochissimo spazio per trovare quell'angolo. Pallone ora recuperato da Fabian che lancia immediatamente per Osimhen che entra in possesso di palla e prova a sfidare l'avversario, aspetta l'arrivo dei compagni, è finito il campo, si torna da Gaetano, ora Elmas, e cerchiamo di sviluppare. Voglio sentire, lo so Silver, fammi capire se sulla sinistra, vabbè non lo sappiamo. Rachmani in possesso palla, ora è Koulibaly, ancora Rachmani, si abbassa Elmas, si abbassa Gaetano, Di Lorenzo a sinistra, ecco, non avevo capito perché da tutta l'altra parte che non si vede niente, Di Lorenzo a sinistra, quindi questo è il tentativo anche comunicativo, no? Si sta comunicando Spalletti le possibilità che noi ovviamente non è che ci inventiamo niente, avevamo intuito qualche tempo fa che nel momento in cui non arriva niente dal mercato, queste sono le possibilità. Il cross di Unas a cercare l'inserimento di una mezzala che non va a buon fine. E vediamo il Pescara che si distende, ora c'è il pressing di Gaetano che va a vuoto e il tiro dalla distanza ragguardevole, ecco, si può dire il tiro ragguardevole, hashtag ragguardevole sotto nei commenti, perché sono quei termini che si usano solamente nel calcio. Hashtag ragguardevole, la distanza vabbè, Di Lorenzo a sinistra ci conferma che non sto pigliando, probabilmente no. Insigne trova Malqui che stoppa il pallone, avanza il biondino ma perde palla Gaetano. Attenzione, c'è la possibilità per il Pescara, c'è un giocatore Solingo al centro dell'area, fuori gioco, quindi ha fatto bene Rachmani a salire con la linea e a mettere in fuorigioco l'avversario. Pallone perso insomma da Gaetano che viene provato in fase di regia, ovviamente
Questa è una cosa che Spalletti aveva detto in conferenza, che Gaetano preferirebbe giocare sotto la punta, giocare in posizione più avanzata, ma lui vede, attenzione, buona palla per Insigne che riesce a crossare, ma è leggermente lungo per Osimhen che si dispera. Pallone lungo di Koulibaly, Insigne con uno stop dei suoi, la mette a terra e serve Koulibaly, serve Osimhen, scusate. Non ci è arrivato per un soffio per il 4-0 del Napoli, che a dir la verità è nell'aria. Se il Napoli vuole e decide può farlo. Ora si distende il Pescara, vediamo il Napoli scappare all'indietro e l'aiuto di Insigne. Oh, benvenuto Marcello Flores, benvenutissimo. È così che dovete fare, dovete far parte della community, perché poi ci divertiamo. Proprio così. È proprio così. Vediamo ora il Pescara, un tentativo di sfondamento sulla loro fascia sinistra. C'è buona guardia di Malqui, ora è Fabian che trova Insigne di prima, libera Elmas che cerca un'idea, la trova in Osimhen che è solo un po' defilato sulla fascia destra, il movimento di gambe di Osimhen che ora aspetta e trova Insigne dall'altra parte, Di Lorenzo in posizione Mario Rui che scarica ancora su Insigne, serve un'idea, trova ancora Di Lorenzo, il contropassaggio per Insigne, si esce di nuovo dall'area e si continua con il tiki toki taka tuki tiki toki e poi il tiro di Lorenzo Insigne viene ribattuto dal portiere. C'è stato un tentativo di tiro a giro, tentativo di tiro a giro ribattuto dal portiere. Ora possesso palla per Gaetano, scambio con Elmas, ora si va da Fabian Ruiz, ancora il controllo dello spagnolo che si gira tutto mancino e si torna da Malqui e da Rachmani e da Koulibaly. Mi fermo. Trovate le tazze del Caffè Napoli 1926 sul fluido.net. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Un piccolo spazio pubblicità, tutte le trasmissioni lo fanno, ma perché non lo potesse fare io, capito? Malqui, buon intervento difensivo, serve ora Gaetano, aiuto di più da parte di Elmas in questo momento con Gaetano in campo, non lo so se è una richiesta, ma si lancia all'interno Fabian, il pallone non è preciso ma c'era fuori gioco, quindi in questo momento vedo un Elmas un po' più in ricerca dell'aiuto di Gaetano. E rivediamo nel frattempo il tiro di Insigne ribattuto dal portiere, ma non è cambiato il modulo, diciamo che non è cambiato il modulo, sono momenti di gioco dove Elmas capisce che deve ripiegare un pochino. Ecco ancora il Pescara in possesso palla che cerca di girare il pallone, ora attaccato da un as, si va tutto sulla sinistra, ora c'è la sfida per Malqui che trova il tempo della scivolata, reclama un fallo laterale, ma la rimessa viene assegnata dal Pescara, non rivediamo, e ora il Pescara ancora cerca un po' di spazio sulla loro sinistra, in aiuto anche Osimhen per un attimo, ma il Pescara resta in possesso palla, scambio stretto intercettato da Gaetano e poi c'è fallo su Fabian Ruiz. Malqui all'indietro per Rachmani,
e ora è Di Lorenzo che serve Koulibaly, si trova Gaetano finalmente in regia, scambio con Fabian che di prima torna da Malqui, Rrahmani, Koulibaly, Rrahmani, Koulibaly, Rrahmani, Koulibaly, Rrahmani, Koulibaly. Koulibaly lancia finalmente verso Unas, il passaggio è preciso, Unas la mette a terra, un gioco di gambe, stavolta la palla se la trascina in fallo laterale e poi ci sarà un cambio nelle fila del Pescara. Puoi ascoltare Fragile mentalmente su Apple Music, Spotify, Amazon Music, eccetera, eccetera, eccetera. Sei curioso, amico bellino? Fluido.net. I consigli per gli acquisti? Non si fanno acquisti. Come sta Lozano? Lo scopriremo presto. Messi, la fine di un'era? Sì, la fine di un'era. Che però ricomincia, sappiamo che... Piqué oggi si è abbassato lo stipendio, signori? Per permettere a Barcellona di tesserare Depay e compagnia bella. Agüero non è ancora tesserabile, pensano poca. Come stanno inguaiate queste squadre che si sono fatte i debiti non con la bocca ma proprio con tutti, veramente una roba schifosissima. Bravo però Piqué a capire la situazione e a mettersi a disposizione del suo club. Koulibaly scambia ancora con Rrahmani che torna in questo caso da Fabian Ruiz che scarica su Gaetano, Insigne tra le linee, il pallone per Osimhen non è precisissimo, esce il portiere, Insigne cerca molto la rifinitura per Osimhen, devo dire la verità, non sta cercando giocate personali, sta giocando molto per la squadra Insigne, molto altruismo da parte di tutti, scambi continui, forse anche troppo alle volte. Il passaggio ora di Gaetano per Unas, pallone recuperato ora dal Napoli ed è Elmas molto più basso, come abbiamo visto prima, ad andare a prendere palla, che ora finisce nella zona di Di Lorenzo, ancora Insigne. Lascia il pallone a Di Lorenzo e ora è Elmas che serve Rrahmani nel centro di cerchio campo. Ora è Malqui che può distendere la sua corsa, si ferma, trova Gaetano che va semplice da Rrahmani, ancora Elmas, ancora in posizione più abbassata. Vediamo ancora lasciare il pallone a Gaetano, serve un'idea. Pallone ora è per Fabian che ha un po' di spazio davanti a sé e lascia il pallone ad Unas che sbaglia il passaggio. Intervento di Gaetano che però non viene completato e la palla viene ora toccata da Elmas. All'indietro c'è l'intervento di Rrahmani, ottimo 2 volte, ma poi la perde. Ancora palla recuperata da Pescara. E c'è il numero 24 che affronta Malqui, che gli tocca il pallone in fallo laterale. Gaetanuccio così e così. Unas dopo aver fatto quella bellissima azione personale adesso sta un po' così, un po' innamorato della giocata. Ancora il Pescara in possesso palla, gira il pallone del quadrato di cerchio campo, scambi stretti, Pescara dimostra di non voler buttare palla a caso ma di giocare a pallone, si libera ora per un tentativo di cross ma c'è Koulibaly che impedisce qualsiasi giocata all'avversario e ora la rilancia in avanti. Osimhen la tocca per un attimo ma non la trattiene e arriverà probabilmente il cross, non ancora, eccolo che arriva il cross al centro, c'è l'intervento di Malqui che rilancia in avanti verso Osimhen che lotta con 2 avversari, il pallone non giunge nella sua disponibilità ed ecco che il Pescara può impostare una seconda azione d'attacco. Attenzione, c'è un po' di spazio per il tiro ribattuto da Koulibaly e ora è Di Lorenzo con Elmas e Fabian.
e Gaetano e ancora Koulibaly e ancora un pochino di fazzolettino proprio per gradire al limite dell'area. Usciamo bene con una fitta rete di passaggi, ora è Fabian che si distende accanto a sé Koulibaly, lo serve, il controllo è buono, Koulibaly, il tiro viene ribattuto dal portiere. Perché dico Koulibaly? Intendo Osimhen, non può essere Koulibaly, intendo ovviamente Osimhen, servito bene da Fabian. È stato buono stavolta il primo controllo, che sappiamo può essere uno dei punti deboli di Osimhen. Il tiro stavolta non è stato convincente, colpisce il portiere, si può dire. Pallone ora per un as. Punta l'avversario, cerca un po' di spazio, arriva in zona tiro, cerca di servire Osimhen, ma il pallone è regalato agli avversari. Recupero palla un as. Di Lorenzo per Elmas. Accanto a sé Insigne che si è accentrato molto, serve Fabian, ancora il passaggio per Elmas tra le linee, Elmas cerca lo spazio, trova il filtrante per Malqui che la mette giù e cerca di puntare all'avversario, entra in area Malqui, va fino in fondo, il passaggio di prima di Fabian, ancora per Malqui, ancora Fabian che cerca... Perché dobbiamo essere così leziosi? Momenti di leziosismo nell'area del Pescara, che ci innamoriamo, vogliamo fare la giocata spettacolare e non segniamo. Leziosi, innamorati del pallone e della giocata, un po' tutti, un as, Malqui, Fabian, un po' tutti troppo innamorati della giocata spettacolare e individuale. Rivediamo qui l'occasione per Osimhen che cerca di beffare il portiere tra le gambe. Spesso questi tiri centrali finiscono tra le gambe del portiere e si va in gol, mentre fanno il loro ingresso in campo Palmiero, Petagna e Zanoli per Fabian, Osimhen e Di Lorenzo. Di conseguenza ovviamente Petagna prenderà il posto di Osimhen al centro dell'attacco, Zanoli va a sistemarsi sulla fascia sinistra in posizione di terzino sinistro e al posto di Fabian vedremo Palmiero, quindi capiremo, credo che Palmiero si metterà al centro del centrocampo con Gaetano più avanzato. Vediamo come si disporranno i centrocampisti del Napoli, inquadrato Petagnone, che fa piacere rivedere in campo dopo un ritiro precampionato non eccellente per dei problemini fisici. Ecco Palmiero che subito non aggancia un pallone e diventa pericoloso ora per il Napoli. Pescara che avanza, cerca il tiro cross e non interviene Ospina. Il pallone resta del Pescara dall'altra parte, ora sulla sinistra c'è un buono scambio tra ala, terzino e mezzala, ancora un tentativo di intervento di Malqui che arriva in questo momento, ma la palla era già uscita, quindi si ripartirà con fallo di fondo per Ospina che lascia il pallone a Koulibaly. Rivediamo il pallone che era già uscito e Palmiero che ora imposta da regista con il numero 4. Malqui all'indietro per Rachmani, ancora Koulibaly, si muove Elmas, si fa vedere, sponda di Elmas per Koulibaly. Ricordiamo la richiesta che ora anche Gaetano esaudisce di giocare ad un tocco quando si è all'interno della propria metà campo. I centrocampisti sono tenuti a giocare ad un tocco, massimo 2. Ecco pallone ora per Petagna che si gira e prova a partire, scambia con Insigne, il passaggio in profondità di Insigne per Gaetano che riesce a raggiungere il pallone, il cross viene parato basso dal portiere, inserimento interessante da parte di Gaetano pescato da Insigne. Quindi centrocampisti, ripetiamo, tenuti a giocare ad un tocco all'interno della propria metà campo e poi una volta superata la metà campo nella zona del cerchio, del quadrato di centrocampo, si può tentare la giocata, si può alzare la testa, si può aspettare, si può vedere
quale compagno ha fatto il movimento senza palla per servirlo, ma all'interno della propria metà campo servono movimenti, servono passaggi di prima, anche di sponda semplice. Vedete, Palmiero per Gaetano, subito la sponda di nuovo per Palmiero, Elmas per Di Lorenzo, subito di nuovo per Elmas avanza, il pallone ora per Insigne, sta dall'altra parte, tocca di prima ancora per Elmas e qui c'è la giocata per Unas, ancora Elmas, ora il Napoli cerca di riempire l'area, Malqui, ancora Elmas, Palmiero che ha accompagnato l'azione, Insigne, la sponda e di prima si arriva dall'altra parte verso Zanoli che torna da Koulibaly, si chiude bene il Pescara, questa azione non va a buon fine ma abbiamo capito lo sviluppo nelle idee. Attenzione, c'è un buon passaggio filtrante di Malqui per un as che viene spostato e accompagnato verso il fondo dall'avversario. Ovviamente ad un as non puoi chiedere fisicità, non puoi chiedere di resistere tantissimo ai contrasti, questa è una delle cose su cui potrebbe migliorare, mentre c'è un'altra sostituzione nelle fila, non nelle file del Pescara, nelle fila del Pescara, giocatori che non conosciamo. Bevo perché sennò stasera canto col cacchio. Per questo io poi non posso andare in televisione, perché ogni tanto mi uscirebbero cose del genere. Si distende ora il Pescara, c'è Malqui che fa buona guardia, attento Malqui in fase difensiva, sicuramente il ragazzo si sta impegnando molto, sappiamo la sua facilità di corsa, facilità di cross. Ovviamente nella fase difensiva Antonio Montecatino, benvenuto. Quelli di Montecatini c'è uno solo, il mio amico ci andava e come ci andava, benvenuto Antonio. 3.000 Montecatini, Montecatini c'è uno solo, benvenuto sul canale. Ancora il Pescara in possesso palla, sventagliata, fa buona guardia Zanoli che con un colpo di testa serve Insigne che torna da Ospina ovviamente con la calma che lo contraddistingue mette il pallone a terra e serve Rachmani, e ora è Gaetano che serve Unas in posizione centrale, Unas taglia tutto il campo, trova il filtrante buono per Insigne che la ferma, ha davanti a sé un avversario, serve ancora Unas che la mette a terra, cerca un dribbling in più, e queste poi sono i limiti di Unas, no? Va bene uno, va bene due, a un certo punto basta, perché sennò troppi dribbling. Hai visto la differenza tra Unas e Insigne? Che Insigne invece di fare 50 dribbling ha rivisto il movimento di Unas e gliel'ha lasciata subito. Lì però fai un dribbling, tira in porta, e invece no, un dribbling, 2 dribbling, 3 dribbling, 4 dribbling. In Serie A non te lo fanno fare. Il passaggio filtrante di Insigne è una perla per Petagna che colpisce anch'egli il portiere. Insigne sta dispensando assist come fosse acqua fresca e ci manca la finalizzazione. Pallone ancora recuperato da Insigne, prova il tiro a giro, è centrale e lento. Ci manca proprio la finalizzazione, signori miei. Creiamo tantissimo, ma creavamo con Mazzarri e creavamo con Sarri e creavamo con Ancelotti e creavamo con Gattuso e creeremo con Spalletti. Ci manca la finalizzazione dei numeri di occasioni da gol che noi sempre creiamo. Ma proprio è un fatto storico del Napoli degli ultimi anni. Creiamo tantissimo, creeremo sempre tantissimo, è proprio il famoso DNA, è nel nostro DNA creare occasioni da gol, una continuazione. Segnarle? No, ne devi fare 5 o 6 limpide per metterne una. 5 o 6 limpide.
Gaetano intercettato il suo passaggio verso Petagna. Petagnone solo davanti al portiere, devi segnare perché ci devi convincere. Ci devi convincere. Colpo di testa di Malqui. A servire Koulibaly, ancora Elmas. Scambio con Insigne. Elmas trova ora Gaetano tra le linee. Gaetano ci sembra più a suo agio come mezzala che non come regista. Ancora Petagnone, lo scambio con Malqui, palla larga per un as. Si torna da Malqui che ha un po' di spazio, può puntare all'avversario, entra in aria, il pallone per Gaetano che cerca il tiro a giro di sinistro, ribattuto, palla che torna da Insigne, che torna comodo da Zanoli o Zanoli, che dir si voglia. Ancora Elmas per Insigne, il controllo del capitano, viene cercato un fallo su di lui ma resiste Insigne, dopodiché dà il pallone ancora a Zanoli con il numero 18, punta l'avversario Zanoli, guarda là, se ne va fino in fondo, il cross di sinistro, Zanoli mi fai arrizzare, il pallone finisce ad un as che cerca di metterlo al centro ma trova solo un avversario, mi ha fatto arrizzare Zanoli in 5 secondi. E perché... Oh guaglione, 20 anni che la voglia, si sta giocando una chance importante sulla sinistra, il ragazzo percepisce, parrebbe che il ragazzo percepisca l'emergenza che c'è lì sulla sinistra e si sta giocando una chance importante. Attenzione al cross che Ospina lascia sfilare senza problemi. E il ragazzo sa che insomma Spalletti gli sta dando qualche chance, sa che Gulam deve recuperare, ci vorrà del tempo, sa che Mario Rui non è un fulmine di guerra e nel momento in cui si prova Di Lorenzo, attenzione il pallone per Petagna, idea di Insigne, Petagna raggiunge il pallone ma non è Osimhen, quindi la palla si ferma praticamente lì e il Napoli deve ricominciare, quindi queste sono poi le caratteristiche di un attaccante che non ti garantisce profondità perché gliela puoi dare in profondità ma poi si ferma tutto. Sappiamo che Petagna è comunque ancora non in una forma straordinaria, pallone lento di Elmas intercettato per un attimo dal Pescara e ora è a Malqui che serve Gaetano, ancora Palmiero per Insigne che si ferma un attimo, aspetta l'arrivo di Zanoli che lascia il pallone ancora ad Insigne, Elmas, Palmiero. Ancora Elmas, ancora Koulibaly e Palmiero, si trova ancora Gaetano, lo scambio con un ass, il tacco per Malqui che viene fermato in maniera regolare in maniera regolare dall'avversario che ora ricomincia dal portiere. Quando siamo al 10 secondi dal 30° e ci troviamo con il timer, con il bannerino tutto a posto, buona prova del Napoli contro un Pescara che non ha opposto una grande resistenza, devo dire, insomma. Attenzione, un passaggio in profondità, c'è uno scontro tra Rrahmani e un attaccante avversario, Rrahmani alla meglio in maniera pulita, ancora pallone tra i piedi di Insigne che lascia ad Elmas, Gaetano ferma tutto e serve Palmiero, ancora Elmas, Insigne dietro di lui e lo serve, avanza Zanoli ma il pallone resta ancora in zona centrale, recuperato dal Pescara che adesso con un paio di scambi di prima ci costringe ad alzare il pressing, ma se alzi il pressing ovviamente una squadra meno dotata tecnicamente si prende qualche rischio ed è costretta a perdere palla in fallo laterale. Ancora qualche cambio per il Napoli, vediamo Zedadka con il numero 3 e Maciac con il numero, se ha confermato dovrebbe avere il 23, che era il numero di Yusai, quindi porta anche bene sotto un certo punto di vista. Esce Elmas, vediamo chi altro
farà posto a Maciaccio, posso pensare a Insigne, esatto, gli applausi di Insigne per il pubblico, un occhiolino a Maciaccio, scambio di 5 con Santoro e con tutta la panchina, con Spalletti che non manca di dare anche la famosa pacca sul culo, che secondo me è un ulteriore sinonimo di apprezzamento della prestazione. Ti do il 5 ma ti do anche la pacca sulla pacca, e quindi quelle secondo me sono momenti importanti di spogliatoio. Noi dobbiamo vedere tutto, tutti i dettagli, dobbiamo stare attenti a tutto, perché da qualunque dettaglio si capisce poi l'umore della squadra, dello spogliatoio. Un ass in possesso palla e si accentra il ragazzo, serve Malqui, c'è una buona intesa tra i due biondini non naturali. Il colpo di tacco di Gaetano per Malqui che la mette al centro di un gol bellissimo. Zedadka si toglie la soddisfazione ed è un gol bellissimo, perché lo scambio tra Malqui e Gaetano avviene con pregevole tecnica. Andiamo il colpo di tacco di ritorno di Gaetano per Malqui, e segue bene Zedadka in zona Insigne a chiudere l'azione sul secondo palo di prima intenzione. Zedadka, quindi il Napoli passa sul 4-0, e ora sarà interessante capire se Zedadka ha preso il posto di Insigne in quella zona, come sembrerebbe, e se Maciaccio quindi sta giocando da mezzala o viceversa, perché i due giocatori si possono ovviamente alternare in quella zona di campo. Ancora un pressing alto del Napoli, costringe, attenzione a Virgilio Bandiera, grazie amico mio, anche se non ho tempo, like messo, saluti e forza Wagyu, grazie Virgilio, grazie sempre, sei sempre carinissimo e sempre presente, non so come, ti mando un bacio fino in Germania. Grazie mille. Vediamo ora Maciaccio in posizione alla Elmas, quindi Maciaccio sta giocando un po' più dietro da mezzala con Zedadka davanti a lui. Movimento di Gaetano, Palmiero lo vede ma Palmiero non calibra bene il passaggio, Palmiero non è pronto ragazzi, mi dispiace, tu poche occasioni c'hai, con il Pescara devi dimostrare che sei subito pronto, e allora il Napoli poi dice vabbè restiamo con Palmiero non è pronto, serve un centrocampista. Il tiro da parte di un giocatore del Pescara a giro di sinistro che non inquadra la porta, Ospina Immobile, il numero 7 ha provato il tiro che però è finito probabilmente bastantemente largo e quindi Ospina l'ha ignorato. Nel frattempo dei rumori insopportabili. Non posso sentire sta musica, non posso proprio. Volete passare con questa macchina? Che state facendo? Il problema sono i semafori, perché quello, se passassero velocemente, vabbè, poi il semaforo, volume a tutto volume. Malqui che scatta sulla destra di fronte a sé un avversario, lo punta. La personalità di Malqui che va fino in fondo, il dribbling è vincente. Il cross poi viene intercettato. Malqui dimostra di avere lo spunto, di avere anche la personalità per provare un dribbling quando è nella zona adatta. Su Malqui ovviamente si può puntare come riserva di Di Lorenzo senza alcun dubbio. Ecco perché, attenzione, scatta in questo momento, credo sia Zedadka che arriva fino in fondo, no, era Maciaccio che serve un ass, il doppio dribbling di un ass che arriva al tiro con il destro questa volta. Buona la parata del portiere, era Maciaccio che aveva servito un ass, ancora il rientro sul sinistro e qui imprevedibile perché dal sinistro si porta la palla sul destro per un tiro violento che però colpisce ancora una volta il portiere
e vediamo che la maglia di Maciac è completamente strappata. Che le già so poche magliette. Vabbè, ricordiamo quell'immagine di Albiolo con la maglia completamente strappata. La maglia strappata di Maciac non ha quello stesso significato romantico, ma insomma mi ha triggerato un ricordo. Il pallone controllato ora da Koulibaly. No, non era Koulibaly, era probabilmente Zedadka, ma ancora Palmiero, Koulibaly, Palmiero, Maciac. Palmiero trova Gaetano, la sponda. Rachmani, Gaetano stavolta si porta il pallone in avanti, la cede a Unas che fa un no look per il ritorno di Gaetano, che ora cerca e trova il cross che viene anticipato in zona Petagna. Ancora Unas, gioco di gambe, scambio con Gaetano, ora è Malqui, si diverte il Napoli ora sulla destra. Malqui va fino in fondo, scarica per Petagna e non prova il tiro, ancora uno scarico per Zedadka che va al tiro, o era Maciac, li confondo, va al tiro, pallone parato dal portiere e poi c'è un controcross, Zedadka anticipato, Maciac la mette a terra, Zanoli ancora per Maciac e il Napoli è costretto ora a ritornare, perdere qualche metro, e con Zanoli si ritorna da Koulibaly, azione insistita del Napoli. Interessante questo pallone di Koulibaly per Maciac, che però viene fermato in fallo laterale. Tanta personalità sulla destra in questo secondo tempo tra Unas, Malqui e lo stesso Gaetano, che in zona da mezzala dimostra di essere molto più a suo agio rispetto alla zona centrale da regista vero e proprio. Palmiero ci è sembrato più a suo agio proprio come movimenti, come andarsi a prendere il pallone in quella zona come sostituto naturale di Lobotka, però ancora qualche errore di troppo e quindi non è che uno può insomma. In quella zona ci giocherà Dem, ragazzi, ci giocherà Dem, ci giocherà Lobotka e poi bisognerà capire se si continuerà con questo 4-3-3. Ai Zielinski Elmas, ai Fabian Gaetano può essere pure che non sa Catanice, potrebbe essere resistere fino al ritorno di Dem con Lobotka da solo e sperare in bene. Ci vuole un po' di mazza, sperare in bene, l'ottimismo, il sapore della vita, che si sta facendo una... Il debituccio non lo fanno, almeno così sembra. Di conseguenza parrebbe, palla ancora controllata da Gaetano, il passaggio di prima, ora di ritorno di Unas, Gaetano di tacco ancora per Unas, la tocca per un attimo, raggiunge ancora il pallone, ancora un dribbling, Unas ubriacante, il tiro viene controllato, viene ribattuto, toccato, insomma sfiorato da un avversario. Un ass imprendibile in questa fase. Ancora un tiro di destro che apprezzo molto. Pallone che viene toccato da un avversario in fallo di calcio d'angolo. Ed è proprio un ass dalla bandierina. Si muove Koulibaly. Arriva il cross verso Koulibaly che tutto solo stacca di testa ma non inquadra la porta. Arriva il 5 di Zedadka, quasi come a dire io ho segnato, tu potevi fare di meglio. No, non è vero, ma fa piacere anche per il ragazzo. Tutti questi ragazzi si sono fatti un sacco di ritiri con il Napoli, tante speranze e poi alla fine non hanno avuto le occasioni di giocarsi una chance importante nel campionato. Ancora Malqui che cerca di recuperare in difesa e il Pescara ora riparte dalla difesa e c'è un intervento di testa di Malqui che trova Unas, punta l'avversario Unas, rientra sul mancino, il classico movimento, scarica per Maciac, ancora un controcross, la rovesciata di Unas
stava per fare il gol dell'anno. Stava per fare il gol dell'anno, l'ha cominciata lui e l'ha chiusa lui in rovesciata. Miracolo del portiere stavolta, perché non è mai facile parare una rovesciata. Un ass si coordina bene. Non so se fosse fuori gioco, qualcuno stava dicendo, ma apprezziamo il gesto tecnico. Un ass potrà essere il peperino che ti può spaccare le partite sicuramente. Non deve cincischiare, non deve essere innamorato di un ultimo dribbling. Attenzione, arriva un tiro del Pescara e può bloccare facile Ospina dopo una deviazione. E ora capiamo anche il perché, insomma, le uniche offerte concrete che ci sono venute, insomma, che ci sono arrivate, sono quelle del Monza per un ass, quelle del Montreal per un ass. Non ci sono state offerte per Fabian, non ci sono state offerte per Zielinski, non ci sono state vere e proprie offerte per Insigne in questo momento. Quello che più stuzzica il mercato in questo momento è Adamu Nas. Malqui, buono intercetto ancora una volta, il passaggio in profondità stavolta è fuori misura per il numero 33 del Napoli, che ha impressionato in questo secondo tempo, bisogna dirlo, molto più di quanto non abbia fatto Politano nel primo. E siamo ora al 43esimo esattamente, quindi a pochi minuti dalla fine di questo ultimo test amichevole per questo ritiro precampionato del Napoli. E ora dobbiamo già pensare al Venezia. Attenzione, pallone per Gaetano che arriva anche lui al tiro, doppio passo e tiro di sinistro secco che il portiere ribatte in fallo laterale. Gaetano non disdegna queste puntatine verso la porta. Il ragazzo ovviamente ha la propensione all'attacco. Da regista, caro Spalletti mio, lo so, tu magari volevi cercare di reinventarlo, ma l'ho visto un pochino più a disagio. Il pallone di Maciac per lo scatto di Petagna che non ci arriva. Parata facile per il portiere, siamo proprio agli sgoccioli e tra un po' leggeremo le vostre considerazioni su questa amichevole. Colpo di testa di Rachmani, intanto ancora molto attento Malqui a seguire la linea della difesa. Malqui che sta attaccando tanto in questo secondo tempo. E ora è un ass. Avanza ancora il numero 33, si porta il pallone fino in fondo, viene stavolta contrato bene e il pallone torna in possesso del Pescara. Ancora un ass, fa un buon pressing e il Napoli si alza tutto, ma è bravo e freddo il portiere del Pescara a trovare un passaggio pulito e si completa questo contropiede dove però la difesa del Napoli è già pronta. Rompe la linea Koulibaly, arriva al cross ribattuto da Zanoli che è attento lì in difesa quando siamo oramai nei minuti di recupero. Abbiamo visto la linea di difesa scappare in questo contropiede e ad un certo punto uno dei difensori deve rompere la linea e deve andare ad affrontare il possessore di palla. Ancora un buon contrasto da parte di Palmiero e vediamo la fase difensiva accennata da un ass. Tutti devono partecipare con sacrificio alla fase difensiva, altrimenti si prendono le imbarcate. Pallone recuperato per un attimo da Petagna. La palla finisce innocua tra i piedi del terzino del Pescara che ancora muove il pallone. Credo che possiamo interrompere le ostilità, signor arbitro, e io qua ho finito la voce, dobbiamo leggere i commenti degli iscritti. Il cross al centro ancora ignorato da Ospina che si spegne, perché i cross si spengono sul fondo. Questo è il modo
di dire il cross si spegne sul fondo, non lo so perché, ma così è, si spegne. Maciac in possesso palla nel centro di cerchiocampo, serve ora Zedadka, si sovrappone Zanoli, Zedadka lo ignora, trova ancora Maciac che cambia lato nella zona di Gaetano, ancora Unas. Zedadka è andato fino in fondo come Insigne, Unas taglia tutto il campo, non trova lo spazio per il tiro, ma trova un fallo al limite dell'area per un calcio di punizione interessantissimo per il Napoli. Avevo avuto l'impressione che Unas avrebbe potuto tirare, insomma poteva tirare prima probabilmente, ma ha continuato la sua corsa in dribbling finché non lo hanno atterrato in maniera irregolare al limite dell'area, proprio nella la famosa lunetta. Cioè, avete presente la lunetta? E vediamo sul pallone Gaetano, dietro di lui Maciac, è la palla ideale per un destro, e vediamo avvicinarsi anche Palmiero, quindi sono lontani dal pallone in questo momento Petagna, che è in barriera a disturbare la barriera. Unas resta in posizione defilata e sembra voler provare Gaetano. Vediamo il tiro di Gaetano ribattuto dalla barriera e non c'è più tempo, dice l'arbitro che si può interrompere qui. Napoli batte Pescara 4-0 e adesso dovete dirmi voi. Allora, good vibes, Francesco Coppo, good vibes, sicuramente good vibes. Petagna ormai fa solo numero. Giulia, Napoli da scudetto, tutto sereno. Non scherziamo proprio, siamo ancora in guaiatucci. Ritmo da 38 gradi all'ombra di un amichevole, ma che si vuole pretendere ad un certo punto? È una giusta considerazione, Cortex, è una giusta considerazione, assolutamente. 390 like, grazie Polly. Frank, non si pronuncia questa canone, no vabbè, ma la può pure pronunciare, perché a differenza di queste degli altri anni dove magari uno non la pronunciava per scaramanzia, adesso pronunciarla è per ridere, perché non ci sono proprio i presupposti. Quindi libertà di pronunciare qualsiasi parola, perché tanto è una battuta. Petagna non ha sudato nemmeno. Non sudare, amico mio, la mamma diceva sempre non sudare. Ciao Matteo, iscriviti al canale, perché di solito chi è iscritto al canale mi chiama Valerio, quindi se mi chiami Caffè Napoli posso ipotizzare che non sei iscritto, ma potrei sbagliarmi. Iscriviti al canale. Spalletti doveva venire prima di Ancelotti quando si poteva spendere bene, ma valorizzerà più degli altri calciatori, ci capisce, insegna calcio e vede la partita, la posizione dei calciatori. Rob, Spalletti out subito. No, lo sai che io sono molto attento agli allenatori e ovviamente tutto quello che hai detto è giusto, e speriamo che avrà modo di lavorare bene anche a lungo, perché non basta. Ah, ragazzi, c'è Giampiero Ventura che vuole diventare famosissimo. Va bene, quindi Polly, lo facciamo diventare famoso, ma lo banniamo. Quindi lo facciamo diventare famoso TVB. Io rispondo solo TVB alla gente razzista, che però viene bannato immediatamente, perché una cosa è sfottere Napoli in merda, va benissimo. Questa cosa qua, che sia rivolta a me o che sia rivolta a qualsiasi altro nella chat, l'amico Giampiero Ventura, ovviamente anche un nome falso, perché molto spesso si usano nomi falsi quando non si vuole prendere responsabilità delle proprie parole, diventa famoso e viene bannato dal canale. TVB. No, ma hai ragione Gennaro, non è questione di TVB e razzisti. I razzisti in realtà hanno più bisogno di affetto degli altri, quindi io mi rendo conto che è difficile simpatizzare, ma il nostro è un simbolo, il TVB è un simbolo di chi viene
in un canale a disturbare, vabbè, il disturbo, quello là poi ci divertiamo e vabbè. Quando poi invece si va nel razzismo, io capisco il tuo punto di vista, però è proprio là che stiamo parlando di persone, come si dice, che hanno avuto dei problemi evidentemente, o li stanno avendo adesso, quindi sono piccoli e lo fanno per moda, oppure se sono anziani, se sono già maturi, di età matura, hanno avuto delle problematiche serie quando erano più piccoli, hanno avuto dei genitori non all'altezza, cioè sono una serie di possibilità, e lì se vuoi cambiare il mondo dovresti veramente porgere l'altra guancia, dovresti prendertelo sotto braccio e dire: ma qual è il problema? Posso offrirti un caffè? Parliamone. Perché tu credi che uno che è nato al sud è inferiore rispetto a uno che è nato al nord? Come mai? Qual è cosa ti ha portato a credere tutto questo? Davanti a un caffè si parla, se riescono a parlare li ascoltiamo, se invece non riescono a parlare, il timer, hai ragione, hai ragione, annulliamo il timer, mi sono dilungato oltremodo sul razzismo, non c'è problema. Petagna sindaco di Napoli, sì, esatto, anche se poveraccio TVB, troppo spazio, hai ragione Luca, colpa mia. Insegna non apprezzo e gli darei 3, 5 più 1,5 di bonus. Secondo me lui non accetta questo. Luigi, non lo so, perché lui prende in questo momento 4,5 e secondo me non se lo vuole abbassare. Ci sono una serie di operazioni che tu puoi fare. Puoi confermare magari l'attuale prezzo quest'anno e poi quando scatta l'anno prossimo, che perdi comunque probabilmente Mertens, abbassi il tetto ingaggi, magari perdi anche Gulam, abbassi il tetto ingaggi e glielo rialzi l'anno prossimo. Puoi lasciargli i diritti d'immagine, perché tutti stanno parlando di questa cosa, che l'Inter lascerebbe i diritti d'immagine ad Insigne, ed è una cosa importante perché gratifica l'atleta anche a fare qualcosa in più sotto il punto di vista delle sue sponsorizzazioni. Che motivo ha Insigne di sforzarsi di andare a fare un incontro in più con l'Adidas, che magari non lo organizza lui, che poi esordio Giovanna De Laurenti? Non ha la volontà, la voglia di farlo. Se invece i diritti d'immagine sono tutti tuoi, hai quella voglia in più di dire a un agente, di dire: senti, organizzami questa cosa, facciamo un video per l'Adidas, facciamo un'altra cosa, una disposizione, capite? Quindi anche questo sarebbe un modo per cercare un accordo, ma non c'è la volontà, non credo non ci sia la volontà. Imma pensa che Insigne meriti tanto. Petagna non ha perso un grammo rispetto a Lobotka. La trasformazione che ci ha fatto vedere Lobotka è impressionante, quella di Petagna non è. Devo dire, Elmas super precampionato, senza dubbio, anche fiducia a Malquit che ha fatto un ottimo precampionato, devo dire. Osimhen pecca di freddezza, ogni tanto sì e ogni tanto no, Francesco, serve continuità sotto porta. Vedo Malquit più in palla di Di Lorenzo sicuramente in questo momento, e comunque campionato li farei tornare, immagino, perché abbiamo visto Di Lorenzo stanco, fa disastri in mani, giusto, importante la memoria. Vorrei amare qualcuno come Valerio ama un mancino che rientra e tira. Commento Mevorabellino di TD. Sì, è un amore viscerale per me, viscerale veramente. Un asse deve assolutamente restare, è cresciuto tantissimo tecnicamente. Signori, se sono vere le notizie che hanno voluto le offerte del Monza e del Montreal per il Napoli, che il Napoli valutava anche, ci hanno detto, parrebbe, non lo sapremo mai, che il Napoli aveva accettato l'offerta del Montreal e un asse ha detto di no. Vuol dire che un asse si vuole giocare le sue chance a Napoli e probabilmente lo farà. Carlos Alvarez, si ritorna al discorso di Carlos Alvarez. Valerio, per me Elmas titolare svelto e a noi serve un ass, se è sempre in partita è devastante. Esattamente, sono d'accordo al 100% con entrambe le tue considerazioni. Malqui,
Ho notato un notevole impegno nella fase difensiva, gli può scappare il primo intervento, ma corre su alla velocità per recuperare e per mettersi lì attento, concentrato, guardare il pallone, non guarda le gambe, guarda il pallone, se fanno un movimento lui ci può mettere la gamba anche in seconda istanza. Questo ci ha fatto vedere in fase difensiva di migliore. Poi non dobbiamo sempre pensare a quel passaggio, retropassaggio sbagliato con la Juventus, capita a tutti, è successo a qui, è successo a Rachmani, è successo ad Insigne, è successo a Mario, è successo a tutti, ma qui sta dimostrando di meritare almeno di essere il secondo. È un disastro l'eventuale permanenza di Insigne a scadenza, sono d'accordo Franchi, ma qui ha messo anche mossa massa muscolare. Parliamo di calcio. Anto non so che cosa ha detto. Zanoli quanto è forte, cosa ne pensi? Io sono Alex, da quando l'ho visto la prima volta ho detto stu guaglione veramente va blindato, bisognerebbe fare i contratti già importanti e magari se non lo fai giocare, perché in Italia si pensa sempre che bisogna andare prima, non bruciarlo eccetera eccetera, che non c'è coraggio, mandalo un anno a giocare però in una squadra importante dove affronta degli avversari importanti e poi te lo riporti subito a casa. In questo momento, rispetto a certi nomi che si sono fatti, che il Napoli comunque non si può permettere sulla fascia sinistra, io credo che il Napoli stia puntando sull'adattamento di Di Lorenzo nel momento in cui Mario Rui deve rifiutare, con Zanoli che può dare una mano a Malqui dall'altra parte. Zanoli ci sta dimostrando che anche a sinistra può risultare addirittura meglio di qualcuno che gioca titolare. Non c'è dubbio. Un asse deve tornare a difesa una volta in più e fare 2 dribbling in meno. Mauro, sposo questa tua considerazione. Parrebbe che i nuovi acquisti siano i giocatori pochi utilizzati negli anni precedenti. Così pare, Tore. E ce li stiamo facendo piacere in qualche modo. Le partite di campionato chiamiamole tutte amichevoli, magari porta bene. Questo poi, Giulia, io prendo questo commento e lo sviluppo dicendo che alcuni di questi giocatori quando sono sereni, parlo di alcuni di questi giocatori quando giocano in tranquillità, quando non c'è la pressione del risultato, così danno il meglio di loro, così. Quando poi c'è alcuni poi soffrono, è una questione di personalità, è una questione di carattere, alcuni poi soffrono la partita. Vale, comunque io ho la seria paura che il Napoli non compri nessuno, punta su questi giorni senza comprare nessuno, al massimo rimette sotto contratto Maksimovic, così sembra, amico mio. Folus e Tutino ritornano? Non credo proprio, non credo proprio. Sta parlando Spalletti, Marcello, e fatemi sapere cosa dice Spalletti. Io so che nel Summit è stato promesso il terzino sinistro e il centrocampista, forse arriva Maksimovic, Luigi. Perché vi esaltate così tanto? Ma stavamo giocando senza offesa con il Pescara e dai, ma chi si sta esaltando, Felice? Chi si sta esaltando? Chi sta dicendo mamma mia che meraviglia? Chi si sta esaltando? Fammi capire chi si sta esaltando. Di Lorenzo gioca a destra, riserva a sinistra e quarto centrale. No, ma infatti non si può andare così, Un centrale come minimo serve forse più del terzino in questo momento, se devo scegliere io. Insigne l'anno scorso ha fatto 18 gol facendo spesso anche la fase difensiva per coprire Mario Rui che non scendeva in quel caso, ma se prendiamo in vano il terzino può fare ancora meglio. La fase difensiva la deve fare comunque. Fare meglio di 18 gol per uno come Insigne non è facile, ricordiamo che ci aggiungi anche i rigori, ricordiamo che non è proprio la cosa che deve fare di più, li deve dispensare assist come ha fatto adesso, se gioca semplice ogni tanto qualche gol lo farà bene. Il problema è che farlo giocare a scadenza diventa complicato. Non ti fa Napoli, come fa? Qua accettiamo tutti. Cistane Baca, un Maksimovic sbannato e scrive l'assassino. Ah, sei tu! Ecco perché c'era delle scritte che non si capivano bene. No, scrive l'assassino resta bannato perché era impossibile, banniamo pure a te se non con calma scrivi con le cose senza fretta, perché mi fai perdere messaggi che sono in realtà
seri e importanti, e io non posso perdere tempo a capire messaggi che non si capiscono. Un ass mi casa troppo, ma il fatto che in sto Napoli siamo coperti nel suo ruolo, bravo, proprio lì dovremmo essere coperti. Valerio Fluido, nuovo speaker al Maradona. Giuseppe Muller, io ti ringrazio, ma non credo sia possibile. Vende anche Manolas? Non credo, altrimenti devi comprare 2 centrali. Io non credo che vendiamo Manolas, non mi strappo i capelli onestamente se arrivano poi 2 centrali. Ascolto il mister, ho già chiuso tutto, fatemi sapere voi che cosa dice. Amico mio, la trovi sul fluido.net. Guarda, fluido.net. Grazie Luigi, grazie per avermelo chiesto. Gaetano, Elmas, Ramani, Unas, ma qui tutti positivi? Sì, secondo tempo buono. Per me il Napoli già così è tanta roba, se poi arriva un Chelsea siamo a posto. Per me non è tanta roba, Luca. Queste sono partite di precampionato, dopodiché ti devo ricordare che il Napoli deve fare campionato, deve fare l'Europa League, non abbiamo delle riserve all'altezza per far rifiatare i titolari, perché non può essere tanta roba con Maciacci, con Zedad, non può essere tanta roba. Con Gaetano provato al centro, devi tenere presente che esistono gli infortuni, che esistono le squalifiche, che esistono le 3 competizioni, che esisterà la Coppa d'Africa, e quindi perdi Koulibaly e perdi Gulam se recupera e perdi un ass se recupera. Quindi purtroppo il Napoli così non è tanta roba. Quelli che devono arrivare, centrocampisti del Sino e anche un difensore, sono necessari per competere per il 4º posto, necessari per competere per il 4º posto. Lucianone, che sta dicendo? Fatemi sapere. Manca Lozano anche a me. Io comunque sono preoccupato, siamo troppo indietro con il mercato, mancano solo 2 settimane, siamo inguaiati. Mario Cutolo, aspetta, fatemi togliere il banner se non riesco a leggere. Saluti dal Texas, il Napoli vince con 4 gol, Napoli imbattuto e Mario mantiene la sua promessa. Straordinario dal Texas. Sì, io ti prometto, Mario, tu mi devi contattare poi su Instagram, perché ti prometto che appena posso fare un viaggetto, avete presente il segreto? Non si vede il segreto, the secret. Sto lavorando su un segreto nuovo e se mi riesce avrete delle belle sorprese un po' tutti quanti. Comunque quest'anno sto incazzato con Dela, l'ho sempre difeso, ma questo 2020 non mi è piaciuto assolutamente e continua a non piacermi questo atteggiamento della società. Losco, ti capisco. Assolutamente Antonio, il 4-1-4-1 in fase di non possesso, confermato 4-3-3 puro questa volta, veramente non c'era nulla del 4-2-3-1, assolutamente anche in fase di non possesso. Nel secondo tempo Elmas ha aiutato un po' di più a turno, prima Gaetano e poi Palmiero, ma lo fa di istinto perché sa che c'è un livello inferiore in campo, sa che Lobotka lo puoi lasciare un pochino da solo e puoi rimanere tra le linee. Elmas invece capisce che Palmiero e Gaetano avevano bisogno di una mano, ma era 4-1-4-1, 4-3-3 a tutti gli effetti, con il primo pressing uguale a come lo faceva Gattuso, nel senso che sono le 2 mezze ali che devono aiutare Osimhen all'inizio e devono rimanere più bassi Insigne e Politano. La differenza è la richiesta di coraggio, molta aggressività da parte di tutti, e quando vanno le mezze ali accompagna anche Lobotka per evitare proprio che ci siano i passaggi corti e che quindi si arriva nei conseguenze. Si crea un bel buco tra la linea dei centrocampisti e la linea di difesa. Se la difesa sale alta diventa la fase difensiva alla Sarri. Se la difesa rimane un pochino così a metà, si crea un buco là in mezzo molto pericoloso. Bisogna scappare, bisogna fare le letture, bisogna fare delle giocate e là bisogna capire. Allora, quando si parla di Insigne bisogna stare attenti, il giocatore che è andato a Wembley e ha portato insieme agli altri la Coppa a casa. Queste sono le parole di Spalletti su Insigne. Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti. Giocatore che è andato a Wembley e ha portato insieme agli altri la Coppa a casa, che è vero.
Giuseppe Argento, io arrizzo con Bobotta, amore, bentornato, vedi qualcuno ti ha scritto bentornato, anche la stellina. Giuseppe, vedi un pochino quanti like siamo, scusa ti metto subito al lavoro perché a questo punto io bevo. Vedi un po' a quanti like stiamo, cercate di capire. Però devo abbassarlo un pochino. No. Così, che sembra che è proprio illuminante. Con il Napoli davanti, il logo dovrebbe essere questo, però pure mi fa ridere perché Bobotta merita tutto il nostro affetto. 430, possiamo arrivare a 500 e sto bene, non ve lo chiedo più. Mi chiedono i marcatori, qualcuno, Osimhen non Signe, o un as e Ozedadka. Ricordiamo Osimhen, Tapin ravvicinato su cross di Insigne dalla destra, Insigne sul rigore conquistato da Elmas, lanciato da Osimhen, tutto solo, un as, fuga solitaria sulla destra e tiro di sinistro in pochissimo spazio straordinario, e Zedadka ancora un tap-in su un bel cross di Malqui. Sì, ci può stare, ovviamente deve dimostrare tanto altro per arrivare a quei numeri, a quei livelli, però di potenziale ce l'ha. Bravo Luca. Che mi aspetto, amico mio, amici miei, che frega, tutti e due. Mi aspetto che arrivi, spero, mi auguro, mi auguro di fare in fretta con un paio di acquisti importanti per completare la rosa. So che è difficile, quindi non me lo aspetto, me lo auguro, e poi mi auguro di lottare per il quarto posto insieme a quelle squadre che sappiamo. Aspettarmi, non mi posso aspettare niente perché serve mazzo, gli infortuni, speriamo di non parlare ancora di Covid, ma ancora di Covid si deve parlare, serve mazzo. Spalletti, dobbiamo fare qualcosa sul mercato, la società sa come muoversi. Bene, vuol dire che se ne è parlato. Bene, il 20 arrivano le maglie, si aspettano con ansia. Il 20, 2 giorni prima. Non sia mai forano una ruota. Si potrebbe essere un possibile, anche se non prende l'inverno della Coppa d'Africa. Non ho capito, aggiornamenti sulle maglie, quel tubo è posto a basi solide. No, amico mio, essendo un concept non è nessuna base solida, è un suggerimento che noi diamo, ma probabilmente voglio pensare che il design sia già stato ultimato e che stiamo già in produzione, che non esce il discorso, ma voglio ipotizzare che è già tutto finito. Adesso ne è uscita un'altra di concept in base a certi rumors e si parlava di design molto più semplice, ovviamente la scritta Lete in rosso, la scritta Lete in bianco solo sulla versione rossa della maglia, e si vedono 4 magliette, una con l'azzurro classico con la scritta Lete in rosso, quindi praticamente tale quale l'anno scorso. Ci stanno giusto delle striscette qui che poi vanno confermate. Quella rossa, così, la versione europea magari con dei dettagli dorati come si fa sempre, è una versione blu scuro, insomma niente di diverso da quello che non abbiamo visto gli anni precedenti, quello di cui si parla l'ultimo concept, poi non lo so. C'è un paese principalmente dove parlano così, mettono le O davanti a tutte le parole. Giovanni, va bene. 450, 449, facciamo a scendere. Spalletti ha detto che per il mercato qualcosa si deve fare per completare la squadra e la faranno. Bene Andrea, bene Spalletti.
e il mercato che è fermo. E vediamo, ragazzi, se Spalletti si è esposto, vuol dire che qualche cosa in pentola sta bollendo, e vediamo se ci convinceranno questi profili. Ma già c'è stato multato per aver rotto la maglia, ne ha chiesto un'altra e in risposta a 2 pigliam. Attenzione, benvenuto Lorenzo Fracassa, benvenutissimo il pallone di Olli e Benji. Se Bobotta scala e Insigne sale e un ass taglia, Elmas si abbassa e Osimhen fa un riprova, Fernando, che non ho capito. Non so perché, secondo me, da quello che ho visto in questi amichevoli, mi sembra Napoli più coraggioso. Speriamo bene, perché la rosa c'è per far bene, salvo infortuni. Il coraggio è necessario se vuoi fare quel pressing così alto. Devi essere coraggioso perché ti prendi un rischio. E ricordiamo, ragazzi, che il rischio ti può andare bene, ti può andare male. Se sei concentratissimo, Koulibaly, per esempio, può mettere una pezza su tutti i giocatori della Serie A. Ovviamente, però il rischio c'è sempre, perché poi quando vai 1 contro 1 è complicata. Noah R, bentornato, oserei dire, fammi togliere qua, si è abbonato, bentornato Noah R, abbonato bellino. Allora anche tu potrai far parte del Fantacalcio dedicato agli abbonati. Ti riaggiungo immediatamente al gruppo Telegram dedicato agli abbonati e vediamo chi vorrà partecipare a questo Fantacalcio. Io non lo faccio mai, quest'anno ci darà una mano l'amico Lionar, mentre i rumori avanzano, arrivano sempre più importanti. Mi sono piaciuti tutti, spero che un ass rimanga dopo ste parole. Mo l'ho letto, Giorgio. Sì. Coraggio anche inserire questi giovani che li vedo in palla. Sì, quello sarebbe un coraggio ancora incredibile. Un piccolo tifoso ha chiesto la maglia a Manolassi, lui risponde: se te la do resto nudo. Ma veramente, io so che però ho visto, correggetemi se sbaglio, che Insigne ha dato la maglia a fine primo tempo a qualcuno. Amo sto modo di giocare della squadra 4-1-4-1 con Lobo e Demme, mi piacerebbe sinceramente anche vederli insieme. Elmas, Allan più tecnico, mi sbaglio? Non siamo da scudetto ma faremo paura a tante. Allora, Allan più tecnico no, perché non è nelle sue caratteristiche, però Elmas si è mentalizzato e ha la voglia di fare, di rincorrere gli avversari, e sta facendo tanta fase di non possesso, tanta interdizione. Se fa così Elmas resta titolare, ragazzi, perché l'unico che lo può fare a questo livello è Demme. Allora, se tu vuoi quelli là veramente che ruotano come i pazzi e che ti danno la dinamicità, Lobotka si è mentalizzato e lo fa, e sta dando una mano. Demme lo fa di natura, Elmas lo fa perché è giovane, perché vuole finalmente esplodere, perché fa sacrificio, e poi da mezzala avrà anche modo, come vedete anche nella partita, avrà anche modo di giocarsi le sue chance più in avanti, andare al tiro, fare qualche assist, fare qualche gol. Bene, si abbasserà anche come centrale, bene, perché comunque quando hai la tecnica è più facile farlo. In questo contesto deve rientrare Fabian, che sappiamo che è un po' più compassato, Zielinski, che non ha la sveltezza di quelli che ho appena citato, ma ha lo strappo e ha il controllo orientato, quindi guadagna un tempo di gioco, lo fa meglio degli altri. Ne servirebbe un altro per stare più tranquilli, se no toccherà a Gaetano, però da mezzala, non credo da centrale può giocarsi solo Lobot e Demme in questo momento. Demme è infortunato. Un terzino sinistro entro il 2023 la vedo dura, la vedo difficile. Spalletti grida, non lo so amico mio, ci servirà a vedere le prime partite con i microfoni belli alti, quelli là vicino alla panchina, per capire se grida oppure se dà i suoi riferimenti in maniera più tranquilla. Catena di destra forte, Stestini forti. Valentino nel secondo tempo specialmente si è attaccato tutto sulla destra, proprio per caratteristiche. Rumori, signora, i rumori. A questo punto penso per il momento centrocampo Zielinski, Bobotta, Elmas senza dubbio.
senza tu, questa è la mia richiesta, non so se sarà così, ma questa è la mia richiesta per la prima partita. Noah, un bacio. GTA 6 non so di cosa si tratta. Ah, rispetto ai rumori, dici tu, sì, ci può stare. Baca, io dico Baca, sì, sei proprio Scream l'assassino. Guarda, non ti banno perché apprezzo lo sforzo nel voler venire con un altro nome che non ha alcun senso e vieni perché ti manco. Non ti banno, ma datti una calmata con le cose che non hanno senso, perché se no anche sarò costretto a bannare anche questo. Che dici se prendiamo un attaccante più pronto? Si parlava di Caicedo al posto di Petagna. Non ci crederò mai che questo avverrà. Abbiamo dei problemi molto più seri nelle altre zone del campo. Il Napoli non farà proprio niente in attacco. Purtroppo Mazzi è un giocatore che ha sempre rifiutato il Napoli, non vuole venire. A fine pandemia, se Emporio Armani fa la stessa cosa mamma mia, no, ti prego, no. C'è un ciuccio gigante, una pizza, quello già era una pizza, quella cosa dell'Italia sulle magliette dell'Italia, mamma mia, bruttissimo Losco. Fabiano se ne dai, non fammelo dire troppo alto, assillato solo Lobo, fatti vedere, ok, cosa che ricorda qualcosa. Purtroppo Mazza abbiamo letto, ma secondo te Luciano preferisce Ospina o Meret? Io ho il timore che Ospina si prenderà il posto di titolare anche stavolta. È un mio timore. Pensi che Manolas possa davvero andare via? Sì. Se l'offerta esiste può anche andare via. Nessuno vo, non so a chi ti riferisci. Fabian è sempre il più lento ad entrare in condizione e anche più lento in generale. Hai sentito Zanoli nel pre che ha dichiarato il gruppo con lo scudetto? Che ne penso? Penso che Zanoli è completamente pazzo. È una dose di follia che però potrebbe significare che lui si sente già pronto e quindi perché no? Lanciamolo nella mischia, tanto il terzino non viene, lanciamo Zanoli nella mischia. In compenso ogni volta che ha rifiutato Mazzo è sempre venuto Palo, vero? Io per essere più sicuro prenderei Torsby, giocatore che ha vinto più contrasti aerei e ha un ottimo inserimento senza palla. E a questo punto, sì, se ne è parlato tanto a inizio mercato. Dopodiché abbiamo saputo che non c'erano contatti con la Sampdoria. Purtroppo si è fatti i conti senza lo. Sapete che cosa è successo? Tutti questi nomi magari erano anche verosimili, ma il Napoli si aspettava un'offerta importante magari per Fabian, si aspettava un'offerta, non lo so, congrua per Koulibaly, perché le offerte che sono arrivate rifiutate io ci credo poco. Non è arrivata un'offerta per nessuno, di conseguenza i rubinetti sono rimasti chiusi. Questo è. I vincitori del campionato francese, il Lille Nizza 0-4. Ma è vero che l'allenatore del Lille è poi andato al Nizza? Confermatemi questa cosa nei commenti. Sarebbe clamoroso. L'ex allenatore, quello vincente che va al Nizza, anche cosa strana, Galtier. Confermatemi che è andato al Nizza. Tra l'altro l'Arsenal ha perso 2-0, dai. Non sapevo che le divise delle Olimpiadi l'ha fatta al mare, allora siamo probabilmente inguaiati. Credo che Onassi e Maciaccio facciano molte coppia. Se dobbiamo dare una possibilità a uno, per un motivo o un altro potrei tenerli come coppia Pepina, Pepata, ottimo Malqui. Ma perché coppia? Nel senso sì, sono amici perché sono due riserve e allora giovani che stanno insieme, però ognuno deve avere un destino diverso, intestini forti. Higuain capanza grossa, non so a cosa ti riferisci. Koulibaly, Ramani e Senesi e ne serve un altro. Meret come secondo è un vincente. Abbiamo preso 30 milioni, non possiamo tenerli in panchina. Ragazzi, la questione portiere resterà rovinati, ecco, questo volevi dire. Terrà banco la questione dei portieri fino alla fine, sempre. Galtier, clamoroso Galtier. Quando tu metti in media così male i giocatori è normale che poi nessuno li vuole. Adiela ha sempre parlato male dei suoi giocatori e questo è vero. Ciao CM, ciao Cristina. Sì, Galtieri della Nizza è praticamente il mio nome. È vero.
Confermato, benissimo, le divise erano bruttissime, ma questo deve far capire a DL che non è sempre Pasqua e che non puoi sempre cavarsene, vuoi attendere per cercare il maggior profilo possibile. Ruiz e gli europei non ha avuto spazio. Esatto. Colpo a sorpresa Higuaín al Napoli. Sì, vabbè. Niente attacchi personali, niente offese, rispetto reciproco e sportività. Senza acquisti il vice Victor dovrà essere Lozano tenendo un asso sulla destra e far riposare Politano. Sì, è una delle possibilità, ovviamente se non c'è Mertens, altrimenti è Mertens il vice Victor. Il primo è Mertens. Se Mertens è ancora infortunato e non sta così e così, anche Lozano potrebbe rientrare in queste dinamiche. Una cosa sul mercato non mi è chiara. Squadre promosse in A possono spendere più di noi che siamo in Europa League. Non capisco questa cosa. Qualcosa numericamente manca. Antonello, dipende da quello che vuoi fare. Ci sono squadre che quando vanno in Serie A hanno un budget deciso e sanno che comunque devono fare mercato, perché se non fanno mercato se ne riscendono tranquillamente. Qualcosa la devono fare, lo stabiliscono, hanno il premio delle cose, ovviamente. Posso fare un esempio, la Salernitana sta prendendo Simi o ha preso Simi per visite mediche eccetera eccetera. Dice, ma com'è, il Napoli non può prendere Simi? Il Napoli non serve Simi, però le altre squadre, per esempio il Venezia stesso ha preso Caldara, che è un buon difensore. Caldara, quarto difensore al Napoli, tanta roba, con 2B, sarebbe stata tanta roba, l'ha pigliato il Venezia. Ti devi muovere in tempo, non è questione che loro possono e tu no, tu puoi, non vuoi. Non vuoi perché non vuoi spendere una lira che non ti è entrata, ma certo che puoi, potresti. Galtieri che è allenatore, Mazzerischi non sta buono, sì, aveva penso un affaticamento muscolare, niente di grave. Ospina quarto difensore centrale, che poi è avvenuto in allenamento, è avvenuto effettivamente in allenamento, quindi vi lascio immaginare. Pronostica la formazione contro il Venezia, Sasi, io penso che sia presto detto. Resto col dubbio, qua vedremo poi il coraggio di Spalletti, perché in questo momento secondo me dovrebbe giocare mal qui, è più in gamba, c'ha più gamba di Lorenzo in questo momento. Però ipotizziamo Meret, Di Lorenzo, Manolas penso che recuperi. Facciamo conto che non sta bene Manolas e quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui. A centrocampo non c'è dubbio, deve giocare Elmas, Lobotka e Zielinski, non c'è dubbio se Zielinski ha recuperato, altrimenti giocherà Fabian con Elmas e Lobotka e in avanti Politano, Osimhen e Insigne. Non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Dopodiché se c'è un po' di coraggio si vede mal qui. A destra dobbiamo capire le condizioni di Zielinski e di Manolas che non hanno giocato questa partita, e questi sono, ragazzi, non aspettatevi Zanoli titolare, non aspettatevi Gaetano, non aspettatevi nemmeno un ass, non aspettatevi cose del genere. Cominceranno quelli che sappiamo. Guido Gentile è molto impegnato con il suo lavoro, ma tornerà presto, assolutamente. Come è finita la storia del capitano con l'Inter? Non è finita che non c'è niente, Santino, non c'è niente, c'è un sondaggio, c'è un pourparlers. Secondo me una squadra che comunque ha delle difficoltà economiche come l'Inter avrà adesso della liquidità, ma ha senso spendere 15, 20, 25, 30 milioni per Insigne che l'anno prossimo puoi prendere a zero? È complicato. Oltretutto, insisto, Insigne da Napoli in questa sessione di mercato non si muove perché devi convincere la moglie, devi organizzarti con i bambini. Non è facile per uno come Insigne cambiare aria così all'improvviso. Se succede è perché ci sono stati contatti già prima e lì si rivalutano una serie di cose. Attenzione. Appena uscito dallo stadio, Fabio Ruiz a centrocampo è imbarazzante. L'hai visti dal vivo, Antonio, importante. Avresti dovuto scrivermi su Instagram, ci saremmo organizzati magari con un collegamento video, magari lo facciamo la prossima volta. Vabbè, è finito il ritiro, mi dispiace. Sì, ma il like l'abbiamo lasciato. A quanto stiamo? Perché io devo andare a lavorare, sono le 2. Maronna, mi è tardi. Quanto stiamo?
No, serve un centrocampista pronto. Palmiero non è pronto, secondo me. Serve un centrocampista pronto. Per me Palmiero non può. Mentre Johnny è convinto che Insigne rinnova, manca un po' alla fine del contratto, non credo se ne vada, sono rumori, sì, non se ne va. Faccio il musicista, Luigi, benvenuto, se non lo sai vuol dire che te lo devo dire, benvenuto, ascolta la canzone Fragile Mentalmente, così scritta così, con l'hashtag su Apple Music, che ci divertiamo, 481, i bambini, lei ha figli? No, veramente no, ha detto i bambini, ma verranno, no? Mica sono fiaschi che si abboffano. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cosina di mattina, Meret e Viro tu, di Lorenzo mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Kulamo in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, Manolas non direi, K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic ma io non ci capito il contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non so capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili. Speriamo che non saranno fragili mentalmente, perché destini forti, uomini forti, eccetera, eccetera. Signori miei, io vi voglio bene, vi lascio in buona compagnia. Non lo so, vi lascio in buona compagnia. Probabilmente andrete a vedere Juventus-Atalanta. Leggevo che qualcuno scriveva di Juventus-Atalanta. C'è curiosità, ve lo farete sapere voi nei commenti, magari qua sotto, o sul video che domani uscirà di approfondimento tattico. Lo farò, cercherò di farlo in qualche modo, troverò il tempo di farlo e ve lo porterò, e domani apprezzerete, perché dobbiamo parlare di questo centrocampo e dei giocatori che hanno dimostrato qualcosa, e dobbiamo capire se si può puntare o meno, e faremo un approfondimento in merito. Un bacio forte a tutti, grazie per il vostro supporto, per la vostra presenza, per i vostri like. E no, Angela. Grazie Johnny, grazie Losco, grazie Stellina, grazie Michelangelo, so che dove ama fatica assolutamente, grazie Giuseppe, grazie Francesco Fucci. Ecco qua, un amico della cugina, vi lascio così, un amico della cugina del fidanzato di mio nipote mi ha detto che Insigne ha affittato casa a Milano. Ricordate il contratto della luce di Icardi a Posillipo? Le dicono di tutte e noi non dobbiamo ascoltarli, non dobbiamo ascoltare nessuno finché non vediamo il tweet presidenziale. Non credete mai a nulla, il tweet non solo per il Napoli ma anche per le altre squadre, perché le dicono tu, perché ci sono poche notizie, perché si muove poco il calciomercato e quindi si inventa qualcosa per far cliccare, anche per cliccare, per dire non è vero, perché poi alla fine ci cadiamo tutti. Purtroppo questo è. Signori miei, vi voglio bene, ci vediamo domani, grazie a tutti, un abbraccio e sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.